C'è un cuore che batte da oltre 20 anni in Viale Regina Margherita a Miramare di Rimini. È il ristorante Pizzeria Franchi, dove la passione è al tuo servizio. Franchi offre qualità e prima scelta in un menù che varia attraverso la rivisitazione di piatti con l'intento di sorprendere il palato della clientela. Da primi piatti a base di carne e pesce a secondi creativi, con il pesce sempre protagonista. Infine la pizza made in Franchi con impasto fatto a mano con lenta lievitazione. La scoperta e la scelta delle migliori materie prime per continuare a stupire, perché al ristorante Pizzeria Franchi la luce della bontà non si spegne mai. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Il divertimento è il Moon in 70s a Cerasolo House, sulla superstrada di San Marino. In Valmarecchia il punto di ritrovo per pranzare e cenare si chiama Tanà. Tanà è ristorante pizzeria che offre tante varietà di prelibatezze, da quelle nostrane a quelle più tradizionali, dai primi piatti ai secondi, con la carne vera protagonista. Per chi volesse invece gustare una buona pizza può scegliere tra 50 varietà. Vasta scelta anche di birre, le migliori birre artigianali, speciali e classiche in bottiglia e alla spina. Tanà durante la stagione è anche piscina, isola per bambini e soprattutto lago per pesca. Che aspetti? Vieni a trovarci. Ci trovi in località Borgnano di Talamello. Info allo 0541 921231. Tanà, sfida la tua voglia di bontà. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto.
Questo programma è offerto da... Il divertimento è il Bulling 70s a Cerasolo House, sulla superstrada di San Marino. Appassionati di calcio, buonasera Daniele Emanuelli, siamo in diretta sulla pagina Facebook di Sport Up, sulla pagina Facebook di Romagna Sport e sul canale YouTube Daniele Emanuelli. Staremo insieme per 45 minuti parlando di Serie D, nella fattispecie del derbissimo che si è giocato al Neri tra Rimini e Ravenna, poi ci sposteremo per focalizzare al meglio tutto quello che è successo esattamente nel girone D di Serie D. Vi ricordo che potete interagire durante questa diretta scrivendo nella chat sottostante a questo video dove ci potete vedere in questo momento, oppure mandando i vostri messaggi tramite WhatsApp sul numero che tra poco vedrete in sovraimpressione. Vado a salutare chi mi affiancherà durante questa diretta. Vedo già presente il nostro giornalista di riferimento Roberto Gabellini. Buonasera Roberto. Grazie per il riferimento, ma il riferimento è assodato. Hanno un punto di riferimento. Salve a tutti, a te Daniele, a Massimo e ai prossimi ospiti che verranno, saranno a Iosa. Sì, adesso ci sarà anche una puntata particolare per il periodo di Natale, lo dico già, con tante curiosità inerenti al girone di Serie D. Poi vi ricordo l'appuntamento a partire dalle ore 20 questa sera con tutto il calcio locale, dall'eccellenza fino alla prima categoria, sempre in diretta su Romagna Sport, canale YouTube Daniele Emanuelli. Varierà semplicemente la pagina Facebook di Sport Up che si trasferirà su quella di calcio di rigore. Allora saluto il mister Massimo Zarini che ci porterà anche delle novità da Cattolica. Buonasera Massimo. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Allora, prima di iniziare, io sono più telegrafico e voglio allargare queste parole di solidarietà. Tutte le donne, non solo colleghe giornaliste, ma in generale, raccomando soprattutto alla classe maschile di avere maggior rispetto sia nel campo lavorativo che nella vita in generale. Abbiamo visto l'episodio che c'è stato sabato a una collega giornalista, ieri ne ha già parlato ampiamente, anche stamattina diversi articoli su Repubblica, soprattutto inerente a una collega. A lei e a tutte quante le donne, visto che abbiamo parlato anche di un weekend dove c'è stata appunto questa lotta contro la violenza sulle donne, la massima solidarietà da parte mia, di Roberto e di Massimo, visto che anche questa è una trasmissione al momento dove c'è molta presenza maschile. Allora, io direi, caro Roberto e caro Massimo, andiamo a vedere quello che è successo in Serie D attraverso la grafica di Romagna Sport. Atleti Carpi Alcione Milano 1-0, Bagnolese Real Forte Querceta 2-1, Forlì Progresso 1-0, Ghivizzano Agnanese 1-1, Lentigione Correggese 2-0, Prato Borgo Sandonino 2-1, Rimini Ravenna 1-1, Sasso Marconi Mezzolara 0-1, Seravezza Fanfulla 2-3, Tritium San Maurese 2-2. Le statistiche di questa giornata, come vedete in sovraimpressione, i gol fatti sono stati 24, le vittorie in casa 5, le vittorie fuori casa 2, i pareggi 3. Una classifica che vede al momento il Rimini al comando a quota 32, segue il Lentigione a 31, Ravenna 26, Mezzolara 24, Aglianese 22, Atleti Carpi 21, Seravezza, Prato 19 punti, San Maurese 18, Sasso Marconi, Real Forte Querceta 16, Fanfulla, Alcione Milano, Forlì 15 punti, Bagnolese, Correggese 14, Tritium 12, Progresso 10, Borgo Sandonino 9, Ghivizzano 7. Come avevamo anticipato, non è che avessimo scoperto l'acqua calda, se ne parlava già da diverse settimane, ma lunedì appunto avevamo anticipato nell'ultima puntata di Sport Up che ci sarebbe stato martedì l'imminente
ricorso accolto del Ravenna. Infatti Ravenna, in virtù appunto del ricorso che aveva fatto contro il Seravezza, ha avuto ragione e gli sono stati dati giustamente 2 punti in più in classifica. Era 25 prima di ieri, con il pareggio ovviamente del Neri sale a quota 26 punti, sempre più la terza forza di questo torneo. Con gli spettatori, con voi in diretta, io direi di fare un punto della situazione andando a vedere tutti i gol della domenica calcistica. Questa volta credo che sia la prima puntata in questa stagione dove anche i colleghi dalle altre regioni sono stati precisi e puntuali. Abbiamo tutti i gol del girone, ce li godiamo in un servizio di 1 minuto e mezzo, poi rientriamo e affrontiamo nel dettaglio questa giornata per poi spostare le nostre attenzioni ovviamente sul derby Rimini-Ravenna, dove, lo dico subito, ci sono 3 episodi da analizzare e che hanno fatto molto parlare, soprattutto nel dopo gara. Andiamo a vedere il primo contributo firmato con i gol di questo girone. Tredicesimo turno di Serie D girone D che mette in archivio ben 24 marcature, nessun pareggio a reti bianche per una giornata che registra 5 successi interni, 2 esterni e 3 pareggi. Con l'immagine iniziamo con i derby programma neri tra Rimini e Ravenna, terminato per 1-1. Al gol di Mencaglia, 42esimo del primo tempo, con gli ospiti che recriminano per un fuorigioco, risponde Calì su punizione di Lusignoli al 71esimo della ripresa. Il Forlì liquida il progresso con uno stacco di testa di Ballardini al minuto 28. Pareggio per 2-2 quello tra Tritium e San Maurice, padroni di casa avanti con una pallombella di Scaramuzza. Nella ripresa al 66esimo Messina dalla bandierina colpiva il pallone di testa per il 2-0. Sembra chiusa invece la San Maurice, la riapre con Benedetti al 72esimo e addirittura la pareggia con una deviazione di testa del neoentrato per Federici. La Bagnolese torna sul successo battendo il Real Forte Querceta, Guerra dal dischetto e Tezkov a fine primo tempo mandano i padroni di casa a riposto sul 2-0. Nella ripresa Grassi sigla dagli 11 metri i gol della bandiera. L'Agnanese si illude sul campo dell'ultima della classe andando avanti con Romeo al 75esimo, ma Cicali con un grande calcio piazzato ristabiliva la parità 10 minuti più tardi. Tra Carpi e Arcione la decide Calanca di testa a favore del Carpi all'8° del primo tempo. A chi pensava che Cicali avesse fatto il gol più bello di giornata non aveva fatto i conti con la gara Prato-Borgo San Donnino. Padroni di casa avanti con Maione direttamente dagli 11 metri. Finocchio in chiusura di tempo ristabiliva la parità in campo, ma al 79esimo Renzi Junior di rovesciata dava i suoi 3 punti pesantissimi, suo il gol più bello di giornata. A Sasso Marconi in mezz'ora sbaglia prima un penalty, ma nella ripresa trova il gol dei 3 punti con Rossi al minuto 56. Succede di tutto tra Seravezza e Fanfulla. Austoni al 13esimo porta avanti i bianconeri, toscani che pervenivano al pareggio 2 minuti più tardi con il solito Benedetti, ma il Fanfulla trovava un doppio Laribi che tra il 28esimo e il 44esimo siglava una personale doppietta. Nella ripresa Benedetti a 1 dalla fine firmava anche lui una personale doppietta che non evitava ai suoi la sconfitta. Giornata che sorride a Lentigione che si porta a -1 dalla prima battendo a domicilio la Correggese con un gol per tempo a cura di Formato al 36esimo del primo tempo e Sala al 79esimo. Bene, ho visto che ci sono stati dei problemi per quanto riguarda l'inizio di questo filmato e non ci sono assolutamente problemi per farvi rivedere i gol, perché mentre voi parlerete, mi commenterete questa giornata, io ho il servizio sostitutivo che permette appunto di visionare al meglio tutti i gol della giornata. Roberto Gabellini, ti ha sorpreso un risultato in particolare? Beh, quello del Fanfulla, devo dire la verità, perché il Fanfulla che insomma dai ha avuto parecchi problemi eccetera, però fare una vittoria così in campo esterno, sappiamo bene che nel campo amico non ha mai raccolto grossi risultati, però mi ha fatto piacere, come mi ha fatto piacere il pareggio della San Maurese ottenuto proprio in zona Cesarini. Io prima di iniziare a parlare diciamo di questo campionato eccetera volevo fare gli auguri da parte di tutti noi a Claudio Bartolucci, che ieri è stato ricoverato all'ospedale di Rimini, un super tifoso della Rimini Calcio, e mentre era allo stadio comunque pronti sono stati i soccorsi e dall'ospedale ha subito mandato segnali positivi che diciamo si è ripreso bene, quindi questo è importante, è positivo. E infatti io gli ho detto guarda, ieri è stata la festa no alla violenza alle donne, prima o poi faremo anche no alla violenza agli uomini. Ci vuole perché anche noi spesso subiamo delle violenze
ma non dalle donne, è difficilissimo. Dai, torniamo a noi. Il gran gol, quello del Prato che stiamo vedendo, ma torniamo a Rimini. Il Rimini ha fatto una delle solite gare. Io il giorno prima, mister Gaburro... Aspetta, del Rimini ne parliamo tra poco. Innanzitutto mi unisco ai complimenti, anzi agli auguri a Claudio di pronta guarigione. Aspetta Roberto, che tra poco andiamo ad analizzare il dettaglio nel derby giocato al Neri di Rimini. Massimo, stiamo guardando le immagini dei gol di giornata. Abbiamo visto tra i gol più belli la punizione del pareggio del Ghivizzano, un'occasione persa anche dall'Agnanese per rilanciarsi in classifica. Poi vediamo questi due gol finali. Il Lentigione ne ha approfittato al meglio, portandosi a -1 dal Rimini in virtù proprio di questa vittoria, no? Ritorno a dire un pochino quello che ha detto anche Roberto, insomma, sì, è vero, il Fanfulla può aver sorpreso, ma vedere il Fanfulla giocare è un piacere, perché è molto giovane e contro il Rimini, visto che l'avevo visto proprio in casa del Fanfulla, aveva forse raccolto meno di quello che aveva seminato. Poi però il Rimini, abbiamo detto che durante i cambi è riuscito a fare molto bene, a dare un'impronta a questa gara. Quello che mi sorprende un pochino forse è questo Mezzolare che continua a vincere e a convincere, per cui ha messo su qualità davanti, e per cui sai, il Mezzolare è una squadra che sta venendo fuori, e per cui dei risultati diversi. Vabbè, il Lentigione che si conferma diciamo le doti della sua squadra, però ecco, forse quello che a me ha sorpreso di più veramente è stato questo Mezzolare. Mezzolare che aveva sbagliato anche un rigore sul campo del Sasso Marconi, poi ha trovato il gol della vittoria. Questo tra l'altro è il gol più bello di giornata, come ribattezzavo anche nel servizio, il gol di Renzi, appunto il rigore del Mezzolare ha sbagliato, e poi il gol che va sui 3 punti contro il Sasso Marconi sul campo appunto del Sasso. La vittoria del Fanfulla che voi avete analizzato perfettamente, tra le squadre più giovani di questo torneo, soprattutto con un ragazzino di 16 anni e mezzo schierato tranquillamente titolare. Si è visto anche contro il Rimini, che era Sanego. Qui c'è stata la doppietta di Laribi e poi la doppietta anche di Benedetti, che continua ad essere appunto il miglior marcatore, il miglior finalizzatore di questa squadra, e poi 2 gol che hanno rilanciato il Lentigione a -1 dal Rimini, confermando il secondo posto in gradatoria. Questo è un po' il punto della situazione per quanto riguarda la 13ª giornata in totale, vedendo che appunto abbiamo avuto tutti i servizi e le immagini a disposizione di questo girone. Una curiosità: sono stati 24 come domenica scorsa i gol realizzati in questa giornata, però non c'è stato nessun pareggio per 0-0, un torneo, l'avevamo detto fin dalla prima giornata, che sicuramente è salito a livello di qualità tecnica e di importanza rispetto allo scorso torneo di Serie D Girone D, e quindi è un campionato difficile con tante formazioni forti allestite per fare bene, e lo stiamo vedendo. Il Rimini, a mio avviso, ha qualcosina in più rispetto a tutte le altre, però adesso, come avevate annunciato voi, così dopo vi do pienamente libertà di parola, andiamoci a godere il servizio del derby giocato al Romeo Neri tra Rimini e Ravenna. Torniamo, commentiamo appunto questa partita, e poi ci sono 3 episodi da Moviola da visionare con voi, analizzare con voi e con gli spettatori. Eccolo qui, servizio. Per la 13ª giornata di torneo di Serie D Girone D, a Neri è sfida vera, prima contro terza dalla classe. Ai giallorossi sono stati consegnati settimana ulteriori 2 punti in classifica dopo il ricorso realizzato contro il Seravezza per la formazione di Dossena, e il secondo derby 7 giorni dopo quello vinto al Benelli con il Forlì. Per il Rimini la leadership del campionato a +3 sul Lentigione, atteso dall'esame correggese. L'ultima volta che le 2 squadre si affrontarono si trattava di Serie C, allora vinsero gli ospiti di rimonta per 2-1. Si trattava per l'esattezza della stagione 2019-2020. Con questa sfida si è
arriva al derby numero 54 con i precedenti favorevoli ai biancorossi con 20 successi contro i 13 ospiti e 13 pareggi. La gara arbitrata da Domenico Castellone di Napoli, coadiuvato da Giovanni Pandolfo della sezione di Castelfranco Veneto e Daniele Sbardella della sezione di Belluno. Il match vede subito un episodio da Moviola. Gabbianelli viene stoppato così da Prati in area di rigore. L'arbitro fa segno di proseguire. I biancorossi pressano la retroguardia ospite. Mencalli va vicinissimo al bersaglio, mentre poco dopo, dal limite dell'area di rigore, realizza un tiro che centra il legno alla sinistra di Botti. L'attaccante vorrebbe una deviazione che non c'è. Da un errore di Calì, il pallone viene recuperato da Greselin. La conclusione del centrocampista viene strozzata dalla difesa ospite con Botti che tira un sospiro di sollievo. Qualche brivido se lo reca da solo quando Gabbianelli dalla distanza prenota la risposta dell'estremo ospite che blocca la sfera in due tempi. Dalla bandierina alla replica del Ravenna con questo colpo di testa di Polvani che termina fuori. Sotto il diluvio è Greselin a farsi spazio in area di rigore, servito in profondità, calcio in bocca a Botti. La gara si sblocca su questo traversone dalla sinistra di Tonelli. La difesa del Ravenna su un rinvio a campanile si mostra poco pronta, depositandosi i piedi Mencalli, il pallone che l'attaccante trasforma in oro, portando i Rimini meritatamente in vantaggio. Primo piano per il calciatore andato in gol, ma anche per il tecnico Gabburro. Il replay ci mostra l'incertezza di Polvani con Mencalli pronto a depositare la sfera in fondo al sacco. Con il fischio del direttore di gara, trattasi del signor Castellone della sezione di Napoli, le squadre vanno a riposo sull'1-0. Nella ripresa a ritmo alto ad opera del Rimini, dalla distanza ci prova Tonelli senza inquadrare lo specchio della porta. Ancora Rimini sugli scudi con 2 azioni fotocopia, Mencalli buca l'appuntamento con la rete. Nel secondo caso Piscitella mette al centro per Tonelli che conclude debolmente. Il Rimini c'è che gode la sicurezza, ma l'assolo di Piscitella non porta all'esito sperato. E gira e rigira, il calcio è spietato. Il Ravenna, da una punizione battuta da Lusignoli, trova Calì che di testa sorprende Marietta leggermente avanti. Con questo pareggio il Ravenna raddrizza una partita che sembrava persa. L'esultanza è enorme con i propri tifosi. Il replay ci mostra ancora il gol del pareggio ad opera della formazione ospite. Nel finale il Rimini ha ancora la forza per provarla a vincere. Ferrara dalla distanza chiama l'intervento Botti. Lo stesso Ferrara manda in aria Tomassini che viene stoppato forse regolarmente da Calì, ma l'arbitro fa segno anche in questo caso di proseguire, mandando su tutte le furie la panchina biancorossa. E ancora l'asse composto a Ferrara Tomassini a cercare la via del vantaggio. Tiro del numero 17, Botti respinge sul piede caldo di Tomassini che recrimina per una deviazione dell'estremo ospite. Un pareggio che accontenta sicuramente il Ravenna, che invece lascia tanto rammarico a Rimini, che ora conduce a +1 sull'Entigione che vince a domicilio sulla Correggese. Campionato riaperto, ma se il Rimini gioca così è difficile che possa perdere altri punti. Allora, mentre facciamo rivedere ai nostri spettatori le immagini, ovviamente senza commento, di quello che è successo nel derby di Rimini, vorrei appunto la vostra analisi. Inizierei da Roberto, che era presente proprio alla partita come nostro inviato. Mi dicevi prima a telecamere spente che c'è qualcosa che non ti convince di questo Rimini. Allora prova a spiegarlo. Io alla vigilia sono andato alla conferenza stampa del mister Gabburro, persona sempre gentile e encomiabile, e gli ho detto: mister, la vedo molto sereno. No, probabilmente non è che sottovalutiamo questa partita, no, io sono sempre sereno, mi ha risposto lui. E quindi, però io ho notato che se tu non tieni sotto tiro tutti i tuoi giocatori, non li strigli, eccetera, poi c'è quella assuefazione a dire siamo i più forti, ma tu sei forte se sei concentrato, se sei cattivo, e noi abbiamo visto in queste immagini che se abbiamo sbagliato dei gol è proprio per mancanza di cattiveria, di concentrazione, pensando che tutto sia estremamente facile. Tutto facile non è, perché se noi vediamo anche l'azione del primo tempo, quando il Ravenna con quel colpo di testa, diciamo, ha veramente rischiato di segnare, fortunatamente il pallone è andato a terra, poi è andato oltre la trasversale, quindi anche loro hanno avuto delle occasioni. Noi, se non siamo bravi come in questa a chiudere le partite, poi dopo ovviamente arriva la difficoltà, arriva il problema. Il gol loro, ecco, questo è il colpo di testa che
poteva creare veramente dei problemi. Li parliamo dopo. Vai Sì. avanti con l'analisi, perché stavi dicendo delle cose interessanti che mi piacciono molto. Vai avanti. Quindi, secondo te, con questa partita al Neri, ti aspettavi qualcosa in più a livello di gol dei Rimini? Cioè, tu ti aspettavi la vittoria dei biancorossi? Certo, me l'aspettavo come se l'aspettavano tutti i tifosi, però ti ho detto, se non trovi la giusta concentrazione e determinazione, pensando di essere il più forte del mondo, poi è la volta che paghi il pizzo per ciò che fai. Quindi penso che alla fine questo risultato possa servire alla formazione di Gaburro per già nella partita con l'Alcione, che sarà disputata sabato prossimo a Milano, possa riprendere la via delle vittorie. Dispiace, perché questa era una partita che si doveva e si poteva vincere, però vedi c'è molta imprecisione, quindi secondo me l'allenatore filosofo questa volta ha un po' ciccato. Comunque non è questo il problema, anche Marietta non è che fosse avanti, lui ha battezzato il pallone fuori, questo è chiarissimo, e quindi credeva che il pallone sarebbe andato oltre la traversa, invece con un effetto strano, complice forse anche la sua possibilità, cioè il passo in avanti che aveva fatto, si è trovato in questa sfortunata situazione. Ecco, queste anche sono azioni che poi andremo a vedere e a disquisire. Comunque, diciamo, il Rimini a volte questi insuccessi possono essere utili per ciò che deve avvenire in futuro. Il campionato è lunghissimo, la verità la sapremo a primavera. In questo frangente, in questo momento, non è che i risultati dicano moltissimo, dicono molto, ma sarà di partita in partita che il Rimini dovrà dimostrare di vincere il campionato, perché non è solo 5-6 punti o un punto, sono pochi, tutto è ancora in discussione. Il Rimini deve dimostrare la sua superiorità con i fatti e con la cattiveria agonistica. Massimo, volevo da te un commento per quanto riguarda la parte tecnica di questa partita. Hai sentito anche la delucidazione da parte del nostro Roberto Gabellini. Cosa ti ha convinto e cosa non di questa gara da parte dei biancorossi, ma anche del Ravenna, ovviamente? Mi raccomando, attiva l'audio, perché sennò non ti sento, te lo dico. Allora, guarda Dani, abbiamo sempre detto dall'inizio della stagione che il Ravenna all'inizio ha toppato le prime gare, mentre invece adesso si sta un po' ritrovando, e forse è stato anche messo in discussione qualche domenica fa l'allenatore, quindi ha cercato di dare diciamo un po' di linfa e un po' di geometria a questa squadra. Il Ravenna è un po' più completo, abbiamo detto, sotto l'aspetto delle armi, è un po' più completo un po' in tutti i reparti. Il Rimini è fortissimo davanti, nessuno ne dubita, nessuno non lo mette in discussione, ma a parere mio è dipendente da due giocatori, Tonelli e Gabbianelli. Quando hai bloccato queste due situazioni, il Rimini è un po' meno spavaldo. Meno C'è spavaldo. anche Pissitella, c'è anche Pissitella, non te lo dimenticare. Sì, io ho 2 o 3 domeniche che guardo appositamente solo ed esclusivamente questi due giocatori, e nel Rimini fanno la differenza sempre e comunque. Gabinelli lo trovi in tutte le parti del campo, va spesso al tiro, mette in situazioni molto, molto buone i propri compagni, recupera fino all'area di rigore. Io di Gabinelli non lo scopriamo noi certamente, però ritengo che in quel ruolo e in quella posizione, soprattutto con quello che sa fare, è un ottimo giocatore, e credo che anzi voglio sperare proprio per il Rimini che possa mantenere questa forma fisica, e soprattutto che non abbia mai infortuni, perché allora vedremo forse qualche problema in più da parte del Rimini. L'ho visto un po' nervosetto, e lo si vede anche nell'ultima azione che quasi scaraventa la palla in direzione dell'arbitro, forse perché riteneva che quell'azione dove c'era un ipotetico rigore andava fischiato, però mi sembra che il Ravenna non abbia rubato nulla in casa del Rimini. Sono due ottime squadre e arriveranno in fondo, secondo me, come lo scorso anno con Lentigione, però ripeto, ritengo che sia Gabbianelli dipendente.
Allora io unisco le vostre due osservazioni, mi permetto di dare io un mio commento in maniera più telegrafica. Credo che Roberto abbia centrato che il Rimini abbia fatto la partita creando tantissime occasioni da rete, e una partita del genere la devi portare a casa, quindi questo è il rammarico maggiore per i biancorossi. Dall'altra parte non è stato il solito Ravenna, quello ammirato ad esempio 7 giorni prima nel derby vinto contro il Forlì, perché è una squadra che diverte, è una squadra pazzerella per chi comunque assiste alle partite del Ravenna, perché è vero che gioca in maniera spregiudicata, però davvero anche i difensori sono bravi a colpire di testa. Antonini è tra l'altro il miglior marcatore a livello di difensori con 5 reti, Polvani, però salgono spesso e lasciano dei buchi enormi dietro, e si è visto anche ieri in occasione del gol preso. Io l'ho detto nel commento, c'è stata un'ingenuità, poi adesso andremo ad analizzare fuori gioco o meno, però insomma è una squadra che diverte, è un piacere vederla giocare, però ha un atteggiamento diverso in casa rispetto alle partite in esterna. Ad esempio Dalcione ha preso gol, ha cercato di pareggiarla, c'è riuscita, e poi alla fine è uscita sconfitta per 2-1. Ieri secondo me ha fatto gli stessi errori che ha fatto contro l'Alcione Milano a Milano in trasferta, però è riuscita quantomeno a portare questa volta a casa un pareggio. Questo è un po' come l'ho vista io. Adesso dal punto di vista della Moviola andiamo a vedere 3 episodi che abbiamo scelto per questa partita. Li commentiamo, lo dico anche ai nostri spettatori, se hanno voglia di scrivere, di interagire con noi, c'è il numero di WhatsApp che sta scorrendo in sovraimpressione, altrimenti ci scrivete nella chat sottostante a questo video. Andiamo a vedere il primo episodio. Qui siamo anzi questo è il secondo episodio, qui siamo in occasione del gol del Rimini molto contestato, il Rimini passa in vantaggio, qui volevano in fuorigioco i giocatori del Ravenna, vedendo la posizione di Mencagli questo fuorigioco a nostro modo di vedere c'è. Roberto e Massimo, come lo pensate voi? Ma anche io penso che, a meno che non sia un pollice indietro piuttosto che avanti, non avendo la telecamera di fianco è difficile giudicare. Il segnaline non ha alzato la bandierina, però il sospetto c'è e rimane, perché tu vedi il proseguo dell'azione, i giocatori sono andati indietro e quindi probabilmente poteva esserci. Bisogna vedere il movimento che ha fatto l'ultimo giocatore in fondo del Ravenna, se magari poteva tenere in gioco Mencagli. Comunque è dubbioso, però l'arbitro fischia e quindi è gol. Per me Dani è fuori. Scusami. Dimmi, no, secondo me è fuori gioco, ma l'arbitro è stato ingannato forse dal colpo di testa, pensando che l'avesse colpito probabilmente il giocatore del Ravenna, quindi rimettendolo in gioco. Le parole di bocca, bravo, anch'io l'ho pensata allo stesso modo, tant'è vero che nel servizio non l'ho sottolineato, perché mi serviva un replay che poi mi è arrivato successivamente, ho potuto fare questo gioco con la Moviola. Andiamo a vedere gli altri 2 episodi della Moviola. Arrivano? Qui siamo nelle primissime battute del match, c'è il contatto tra Gabbianelli e il numero 18. Tac. Massimo? Esperienza, ma lo possono dare. Roberto? Si può dare, però secondo me l'ha cercato. Comunque un arbitro in circostanze del genere, se vede, deve dare rigore. Ci spostiamo avanti, siamo già sull'1-1, qui c'è il fallo su Tomasini, fallo o non fallo. Massimo. Lo trattiene, e quindi un arbitro che probabilmente, se guardasse non solo la palla anche l'azione, probabilmente lo poteva dare. Qui secondo me si è arrabbiato anche Gabbianelli, quello che dicevo, l'elemento in cui si era molto arrabbiato, però non è una strattonata tale da fermarlo, ma anche perché parte molto prima. Guarda, te lo faccio vedere proprio al rallentatore, guarda bene il piede di Tomasini e quello del difensore che lo sta marcando, guarda.
No, ma lui si gira per effetto della strattonata al braccio, ma per me il contatto nei piedi non c'è. Era più rigore quello precedente. Questo può essere, ci possono essere dei dubbi, perché io non vedo lo scontro fra i due piedi, se noti. Sì, la strattonata c'è, ma ce ne sono 1000 in queste circostanze. Poi il palo è iniziato fuori dall'area di rigore. All'interno, se vedi, non c'è un colpo da parte del difensore del Ravenna sull'avanti del Rimini, quindi non c'è lo sgambetto, c'è lui che è andato probabilmente a cercare con la piede sinistro la coscia dell'avversario e poi si è lasciato andare. Questo ho dei dubbi onestamente, quello precedente invece si poteva dare. Allora, se rigore si fischia qui quando c'è appunto la strattonata, oppure vedendo appunto, come dicevamo noi, rimanendo sul fermo immagine del piede, non ci sembra che ci sia il tocco piede contro piede. Questo è il punto di vista. Andiamo a leggere anche Alessio. Il segnalino oggi ha comprato gli occhiali nuovi. Se cadeva meno platamente lo fischiava. Quindi Alessio sostiene attacco di furbizia mancato. Ma quindi voi l'avete analizzati, quindi noi rientriamo in studio a questo punto, perché questi erano i 3 episodi da rivedere, insomma, per quanto riguarda questa partita. Si poteva fare di più, e come dicevano ieri alcuni tifosi, tante occasioni le devi portare a casa, soprattutto cercando di finalizzare, non diciamo 5 su 5, ma almeno un secondo gol ci poteva stare per il Rimini. Episodi a parte, chiaramente, però il Rimini è più forte indubbiamente, però lo devi dimostrare, perché poi è un conto giocare in casa, e adesso vediamo nelle partite fuori casa. Comunque il Rimini comunque ha una buona organizzazione di gioco, ha un ottimo allenatore, una società che è sempre sul pezzo, e quindi dobbiamo sperare bene. Insomma, saranno poche le formazioni che daranno fastidio nel lungo periodo ai biancorossi. Allora andiamo avanti, perché adesso ci spostiamo al Morgani di Forlì, dove il Forlì è tornato al successo grazie alla vittoria di misura sul Progresso. Il contributo filmato. Al Morgani si affrontano Forlì e Progresso, entrambe le compagini arrivano a 2 derby disputati 7 giorni prima, e Forlì quello perso a Ravenna, mentre il Progresso da quello vinto sul Sasso Marconi. Arbitra la gara Alessandro Grecia di Piacenza, coadiuvato da Simone Chivento di Sarone e Salvatore Gambino di Nocera Inferiore. La prima azione porta a questa punizione di Borelli, la difesa del Progresso libera sui piedi Rapai, la cui conclusione viene bloccata in 2 tempi da Celeste. L'azione successiva porta invece al gol del Forlì. Capitano sulla sinistra mette al centro un perfetto assist, e il resto lo fa Ballardini in grande stacco di testa e centrocampista con pallone che si infila laddove Celeste alza bandiera bianca. Grandissimo gol ed esultanza assieme a tutti i compagni di squadra. Il Progresso replica con una conclusione sventata sopra la traversa da De Gori. Nella ripresa il Progresso si rende pericoloso con una discesa di Esposito sventata dall'intervento difensivo di Capitanio. Lo stesso Esposito con una conclusione insidiosa costringe De Gori alla ribattuta. Cantelli segue il tappi vincente, ma guardalinee segnala una posizione di offside e gol dunque annullato. In contropiede dall'altra parte Borelli apre per Ballardini, sgalloppata del centrocampista attraverso un accentro per la botta di Amaducci. Celeste respinge. Il festival della sgalloppata si vede anche sul versante opposto, quando il Forlì si regge in piede grazie a un super intervento di De Gori sull'affondo realizzato da Muri. Gli stessi Gallitti provano a chiuderla, ma l'invito a nozze di Borelli non viene sfruttato da Verde. Nel finale ancora da Muri vede chiudersi lo specchio della porta dall'ottimo De Gori. Termina qui una gara importantissima per la classifica del Forlì, mentre il Progresso si rammarica per le occasioni sprecate. Allora, devo essere sincero, Massimo, bene, abbiamo già sviolinato abbastanza, però qui gadda non gadda, Forlì ieri ha rischiato di non vincerla questa partita, perché è stata salvata dal proprio portiere con 2 interventi nel finale. Qualcosa da registrare ancora in questa squadra. È ancora un Forlì che non è a posto, tanto l'abbiamo già detto più volte, insomma la cura Gadda ancora non si è vista, i soliti problemini di sempre, è una squadra che concede molto
e per cui sicuramente dovrà lavorarci molto di più. Non si tratta di sviolinare, quando una squadra rischia molto e basta, cioè non c'è molto da dire. E tra l'altro non concretizza nemmeno tantissimo quelle palle, anche l'ultima lì davanti alla porta da solo, bastava solamente spingerla dentro, per cui non è il miglior momento sicuramente né di Gadda né del Forlì. Roberto, tu come l'hai visto il Forlì rispetto alla precedente partita persa nel derby con il Ravenna, almeno da questa apparizione in casa? Aspetta Roberto che non... Ecco. Beh, ho visto non molti progressi, ho visto un gran portiere perché ha salvato il risultato e la vittoria, quindi 3 punti importantissimi dovuti all'estremo difensore. Per il resto gli avversari hanno corso molto, ci sono dati da fare, hanno rischiato di pareggiare in più occasioni, quindi sai, deve lavorare molto mister Gadda, perché manca questa organicità, questa coesione fra reparti, che lo vedo un po' spiazzato la squadra dei Galletti, li vedo un po' spiazzati, devono trovare il giusto amalgama e speriamo che lo possano comprare nel mercato di gennaio, perché li vedo slegati, scollegati, e questo lo si nota. Fortunatamente hanno un portiere che sa fare miracoli. Beh sì, si è visto bene, poi qui anche nel finale, prima di rischiare, c'è stata la clamorosa occasione divorata da Verde che non è riuscito proprio a agganciare l'assist, e qui De Gori ci ha messo una pezza per salvaguardare il risultato e permettere al Forlì di sorridere, centrando una vittoria importantissima per i fini di classifica. Questo va detto. C'è ancora molto da lavorare, occorre sottolineare il gran gol di Ballardini per un attimo, usando un po' la fantasia, mi ha ricordato il grande stacco di testa di Cristiano Ronaldo a Genova contro la Sampdoria di qualche stagione fa. Bisogna dire che ha fatto un gran gol Ballardini, e si sta diciamo che si sta mostrando un elemento fondamentale per gli schemi di Gadda. Mai come quest'anno è veramente protagonista con una squadra, se lo merita, perché qui vediamo proprio la crescita di un giocatore che è partito da lontano e pian piano sta raccogliendo insomma quello che ha seminato. Questo va detto sicuramente. E Alessio Gaggioli, a San Benedetto hanno mandato via Antonioli? No, c'è ancora, da quello che mi risulta, quindi anche dopo la sconfitta... A Bellaria non è ancora arrivato. Va bene, dopo aver visto il Forlì ci concentriamo su una grande partita realizzata dalla San Maurese contro la Tritium. San Maurese, che era andata sul doppio svantaggio, è stata capace di agguantare nuovamente il match, ma soprattutto in virtù di come ha giocato avrebbe meritato appunti qualcosa in più. Sfortunata anche la formazione di Protti. Andiamo a vedere il servizio. Bella partita quella tra Tritium e San Maurice, alla fine i gol saranno 4, ma potevano essere molto di più. La squadra di Tricarico, anche grazie ai tanti innesti, ha cambiato decisamente marcia rispetto ad un inizio non certamente entusiasmante, e continua a sorprendere invece in positivo la squadra di Protti. Ad arbitrare la gara è Simone Gavini della sezione di Aprilia, coadiuvato da Manfredi Scribani e Francesco Bentivegni, entrambi della sezione di Agrigento. Con l'immagine a cura di Antonio Milanesi di sportinlombardia.com vediamo la prima azione del match, che è a cura della San Maurese. In maglia nera, da cross di Massini nasce la girata di Giannini, con Migliore costretto a rifugiarsi in corner. Poco dopo arriva il traversone insidioso di Bonandi con il pallone che non viene raccolto da nessuno dei compagni di squadra. All'8° il match si sblocca, Scaramuzza servito sulla destra indovina una parabola velenosa che sorprende Adorni per l'1-0 dei padroni di casa. La replica della San Maurese è affidata a Merlonghi, ottimo lo scatto, meno la precisione in questo caso. La San Maurese si rende nuovamente pericolosa con un affondo condotto da Gurini, traversone al centro con Merlonghi che precipita all'interno dell'area di rigore. Lo stesso Merlonghi è protagonista in negativo quando vede da questa punizione battuta Giannini con sponda di testa a cura di Gaiola, la propria deviazione vincente di testa infilarsi alle spalle del portiere di casa, ma la terna arbitrale reputa la sua posizione in offside. Gol dunque annullato, la Tritium si ripresenta
presenta dalle parti di Adorni con questa conclusione fuori misura a cura di Franchi. Invece dall'altra parte la San Maurice si divora un'incredibile occasione contropiede portato avanti da Merlonghi, apertura in corsa per Giannini che centra il legno alla sinistra di Migliore. Sul versante Tritium ancora Franchi se prova la via del gol senza inquadrare lo specchio della porta. La ripresa vede la San Maurice provare la via del gol con questo colpo di testa di Gaiola bloccato a terra da Migliore. Successivamente Merlonghi con l'ennesimo affondo a chiamare la presa a terra Migliore, ma la Tritium sfera la marcatura quando una discesa di scaramuzza fa gridare a gol i padroni di casa che a porta spalancata si divorano l'occasionissima per chiudere il match. La San Maurice a questo punto ringrazia e prende nuovamente coraggio. Da calcio piazzato Bonandi servito davanti a Migliore spara addosso a quest'ultimo, ma il portiere è nuovamente strepitoso quando Giannini porta palla, serve Merlonghi che si fa ipnotizzare da quest'ultimo. Sulla ribattuta Gurini trova nuovamente l'estremo di casa a negargli la gioia del gol. La Tritium risponde su punizione con Adorni costretto alla ribattuta e sul corner conseguente la Tritium arriva addirittura al raddoppio. Gol procurato da Messina, siamo al minuto 66, il replay ci aiuta a capire meglio la situazione con la difesa della San Maurice che si fa sorprendere in questo caso. Da calcio piazzato Migliore si rende ancora protagonista, dall'angolo per la San Maurice la riapre con la zampata vincente sotto misura a cura di Benedetti per l'1-2. A uno dalla fine il solito Pier Federici è entrato a partita in corsa sotto misura azzecca il colpo di testa che regala alla San Maurice un punto prezioso e un pareggio insperato. I padroni di casa recriminano per un fuorigioco, ma occorre dire che la squadra di Protti ha avuto decisamente le palle più importanti dell'intero match. La Tritium al contrario è stata molto cinica, alla fine un pareggio che può starci, anche se a nostro avviso la San Maurice ha di che rammaricarsi. Allora, sintetizzando la stagione della San Maurice, io Zanini partirei da te dicendo due cose. Rispetto all'anno scorso è una squadra che fa punti e prestazioni anche in esterna, e rispetto all'anno scorso è vero che manca Manuzzi, ma un giocatore che è più completo per quanto riguarda l'intero reparto offensivo, in grado di ricoprire tutto il ruolo del reparto offensivo, che è Merlonghi, che fa la differenza. Si è visto anche ieri come ha mandato in porta 2 o 3 volte Giardini. Davvero un giocatore fantastico. Ti chiedo, hai notato anche tu questo atteggiamento diverso in questa stagione della San Maurice, soprattutto capace di portare punti anche in trasferta? Soprattutto Protti ha saputo veramente coinvolgere gli attaccanti come mai, nel senso che l'anno scorso aveva Manuzzi, palla davanti a Manuzzi, poi si arrangiava un pochino lui, e molto spesso Manuzzi ha fatto capocannoniere anche attraverso i rigori che si erano creati. Quest'anno Merlonghi è una qualità ancora meglio. Vedremo appunto adesso magari con i campi un po' più pesanti, perché la stagione comincia a essere un po' abbastanza lunga, e secondo un modo di vedere anche il fatto di avere non tantissimi attaccanti potrebbe anche così stancare quelli che attualmente stanno giocando quasi tutte le partite. Chiaramente Merlonghi è un giocatore importante, forse il più importante assieme a Bonandi che ha questo San Maurice, ma comunque Protti è una garanzia tutti gli anni, con poca spesa, molta resa, ecco. Ma iniziamo a parlare anche un po' dei giocatori. Protti abbiamo capito, però ci sono anche dei giocatori, Gaiola che abbiamo conosciuto io e Gabellini l'anno scorso a Cattolica, lo stesso Merlonghi per l'appunto, no Roberto? Questi sono anche difensori goleador, ricordiamoci che parecchie volte, come sta facendo Antonini nel Ravenna, ti toglie le castagne dal fuoco quando non segnano gli attaccanti. Beh, sappiamo che l'allenatore della San Maurese sa anche scegliere i giocatori, perché è un acuto osservatore, e noi l'abbiamo detto da quest'estate. Io, se ricordo, ho detto da quest'estate: vedrete che quest'anno la San Maurese non farà un campionato come nella passata stagione. Infatti ha perso qualche partita perché ovviamente ci vuole lavoro, devono essere assemblati sia gli schemi che i giocatori devono conoscersi, e infatti sta facendo molto bene. Ieri poteva vincere ma poteva anche perdere, quindi il pareggio tutto sommato ci può stare. Io penso che i giocatori che avete nominato siano bravi e siano in grado di fare bene andando avanti. Poi i campi diventano più duri, non è un problema. A San Mauro fanno delle scarpe che sono favolose, il mister farà come
il presidente Protti farà come Mourinho e quindi regalerà delle scarpe che non li fanno sguillare. Ci sta. Intanto vediamo le immagini, davvero una San Maurice super quella vista in scena appunto sul campo dell'Atletico, ma anche se è arrivato soltanto un pareggio, qui un'altra occasione sciupata, in questo caso da Merlonghi, che c'è stato uno scambio di cortesie tra lui e Giannini, altri elementi importanti di questa rosa. Va bene, siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda Sport. Vi ricordo tra poco che inizieremo a parlare di calcio locale dall'eccellenza fino ad arrivare alla prima categoria. Ci sposteremo dalla pagina Facebook di Sport Up su quella di calcio di rigore, rimarremo invece incollati sulle pagine Facebook di Romagna Sport, ma anche su YouTube nel canale Daniele Emanuelli. Allora andiamo a vedere il prossimo turno proprio con i colleghi di Romagna Sport, la grafica è curata da loro ovviamente, eccola qui. Agnanese Athletic Carpi, Alcione Milano Rimini, che si giocherà sabato nell'anticipo alle ore 14.30, Borgo San Donnino Bagnolese, Correggese Seravezza, Fanfulla Ghivizzano, Mezzolara, Lentigione, Progresso, Prato, Ravenna Tritium, Realforte Querceta, Sasso Marconi, San Maurese Forlì. Massimo, San Maurese Forlì 1x2. Porca boia, questa è bella, questa è molto bella, questa è da vedere. Io credo che la San Maurese possa vincere. Roberto, San Maurese Forlì 1x o 2? 1. Alcione Milano Rimini, Roberto. Il Rimini deve per forza vincere, se non vince dimostra di attraversare un momento di scarsa concentrazione. Io penso che sarà 2. Massimo? Dura per Rimini, Alcione non è così morbida. Un X. L'ultima, Ravenna Tritium 1x2. Per me è 1 fisso. 1 fisso anche per me. Bene, entriamo in studio. Volevo ringraziarvi per questi questo 3/4 d'ora appunto passati in compagnia per quanto riguarda la Serie D. Non diciamo niente del Cattolica? Cattolica, tu lo sai, quando Cerveliere ci chiederà scusa pubblicamente, magari qualcosa potrò anche dire. Perché no, ma infatti io penso che più che cambiare gli allenatori dovrebbero cambiare il presidente, perché sembra che di calcio non ne capisca granché, da quello che abbiamo visto in questi 2 anni. Però anche noi possiamo sbagliare, però io penso che cambiando il presidente sicuramente il Cattolica cambierebbe passo. È un punto di vista, io non ce l'ho con lui, ci mancherebbe, però no, a me non mi piace che quando succedono delle cose non abbiano diciamo la correttezza di dirti le cose in faccia. Questo non lo gradisco, e con me le persone che fanno così chiudono, lo dico pubblicamente, non mi interessa parlare dei Cattolici questa stagione. Dopo sono i risultati. Sì. Mi dispiace per la piazza, che l'anno scorso io ritengo di aver seguito perfettamente. Poi dopo ci sono state delle persone all'interno che per me non possono fare calcio e non ci sono più, ringraziando Dio. Quindi auguro anche a Massimo che in quei di Cattolica, senza metterlo in difficoltà, che possano salvarsi, anche perché il girone è letteralmente più facile rispetto a quello dello scorso anno, quello dove sono capitati. È chiaro che ieri hanno giocato contro una super corazzata di questo girone che è l'Arzignano, e può anche stare una sconfitta, non per 6-0, questo è poco ma sicuro. Sabato non è meglio, Massimo, ripeto, la situazione bisognerebbe conoscerla. Ho fatto una scelta io editoriale, quindi vado avanti con la mia scelta editoriale. Ci dispiace per Simone Lilli, lo abbracciamo, lo salutiamo. Non mi sorprendo del cambio tecnico sulla panchina del Cattolica, perché secondo me non ha avuto neanche lui la possibilità, la tranquillità di poter lavorare serenamente. Ma questo è il mio giudizio personale, ci mancherebbe altro. E rimane tale. Quindi iniziamo a tirar fuori anche i cosiddetti, perché basta essere sempre la trasmissione di tante persone che so che ci seguono, che hanno simpatia per noi, apprezzano la nostra professionalità, però noi abbiamo fatto una scelta editoriale, bisogna avere anche le palle per portarla avanti. Quindi basta. Quindi parliamo delle 4 squadre impegnate nel girone D di Serie D. Chi vuole seguire anche il Cattolica può seguire il martedì quando sono in diretta sul Notiziario del Calcio, se vuol sentire qualcosa. Tutto qui. Ringrazio Roberto Gabellini, grazie Roberto. Ciao, grazie a tutti voi. E grazie anche a te Massimo Zanini, come sempre, di essere stato protagonista in questa trasmissione. Grazie ancora. Ci vediamo, ciao, grazie, buonasera a tutti. Alla prossima.
Datemi 2 minuti di tempo per chiamare Baldisseri e partiamo con calcio di rigore. Lo dico soprattutto agli amici che seguono il calcio locale dall'eccellenza fino ad arrivare alla prima categoria. Grazie ancora da Daniele Emanuelli, rimanete con noi, mi raccomando, per il calcio locale. Grazie. Questo programma è offerto da... Il divertimento è il Bowling 70s a Cerasolo House, sulla superstrada di San Marino. Appassionati di calcio, buonasera Daniele Emanuelli e benvenuti al 13° appuntamento di stagione con calcio di rigore. Dopo aver terminato la parentesi legata alla Serie D con Sport Up, siamo adesso in diretta sulla pagina di Romagna Sport, sul canale YouTube Daniele Emanuelli e sulla pagina Facebook di calcio di rigore. Per parlare con tutti voi dei tornei dall'eccellenza fino ad arrivare alla prima categoria ci sono diversi contributi filmati, parleremo ovviamente anche della promozione marchigiana, siamo stati protagonisti in prima persona sabato nella trasferta di Gavice Gradara sul campo del Loreto, ci sono molti episodi da Moiola che poi analizzeremo con i nostri ospiti in studio, ma andiamo per gradi, lo vado ad annunciare attraverso anche una foto che mostro in questo momento perché state per sentirlo. Buonasera Renzo Baldisseri, ciao Renzo! Ciao a tutti, buonasera a tutti! Da te mi aspetto un saluto alla Maurizio Mosca, buon campionato a tutti, dillo, e così mi salti. Buon campionato a tutti! Bravo. Allora, è già da qualche minuto collegato con noi, lo vado subito ad accogliere, è il centrocampista del San Pietro in Vincoli, dello SPIV, per abbreviare appunto il nome della squadra. Eccolo qui, Lorenzo Ferri. Ciao Lorenzo! Ciao a tutti. Ciao. Allora, come vedi, sopra di te c'è la faccina di Renzo, durante la puntata ti farà qualche domanda, ti ho promesso anche a te di trattenerti 10 minuti, poi ti lasciamo libero per parlare appunto del torneo di eccellenza. Inizierei subito con la tua presenza e con quella di Renzo ad analizzare i risultati nell'ordine del torneo di eccellenza e poi iniziamo a commentare con te questo campionato perché poi tra l'altro arrivi da una vittoria importante che muove la classifica per lo SPIV. Andiamola a vedere. Alfonsino e Sampa Imola, come sapete, per noti motivi legati all'Alfonsino non si è giocata questa partita. Del Duca Grama Calcio Cotignola 4-1, Classe San Pietro i Vincoli 0-1, Fioriccione Diegaro 5-0, Russi Val Santerno 4-0, Savignanese Victor San Marino 1-0, Tropical Coriano Football Cavaronco 1-0. Le statistiche, i gol fatti sono stati 17 in questa giornata, le vittorie in casa 5, le vittorie fuori casa 1, i pareggi 0.
La classifica ci aiuta adesso Romagna Sport, FIA Riccione al comando a quota 27, ma deve recuperare la fatidica partita contro il Tropical Coriano. I russi nel mezzo a 25 punti, il Tropical Coriano per l'appunto a 22, Football Cavaronco 21, Victor San Marino, Diegaro 18 punti, classe 17, Savignanese del Duca Grama 16, Vassanterno, Sampa Imola 15 punti, lo Spiv San Pietro Vincoli 10, Calcio Cotignola 6, Alfonsine con l'asterisco lo vedete 0 punti. Allora, Renzo, ti do la parola a te per esperienza, non voglio dire età, per esperienza. C'è Lorenzo Felli, centrocampista dello Spiv, San Pietro in Vincoli, sono terzultimi in classifica, te l'ho detto, però arriva da una vittoria ottenuta per 1-0, quella di ieri. Prima di chiedergli della partita con lui, ti lascio a te qualche curiosità che hai da rivolgergli. Prego, Renzo. Ciao Lorenzo, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera. Non ci conosciamo, ma io però ti vorrei fare una domanda molto importante. Ieri è stata una vittoria importante per la classifica, soprattutto per il morale. Avete fatto 3 vittorie, un pareggio e 8 sconfitte, 11 gol fatti e 19 subiti. Non sono un po' troppi? Sì, sicuramente siamo partiti male quest'anno. E siamo partiti male, soprattutto all'inizio prendevamo tanti gol e ne facevamo pochi, e solo su calcio di rigore o comunque su calcio da fermo. Però adesso veniamo da un buon momento perché abbiamo vinto 2-1 con la Savignanese, 1-0 sul campo del Classe, che comunque è un campo difficile, e quindi adesso stiamo cercando di rimetterci in carreggiata, e comunque la classifica è corta. Poi la prossima partita è con l'Alfonsine e quindi siamo lì. Enzo. Poi domenica ci sono delle partite interessanti. Voi incontrate San Pietro in Vincoli, 3 punti già messo, diciamo, nel fine. Poi ci sono partite interessanti, Valsanterno, Fioriccione, Cotignola Classe, Imola e Savignano. Tutti incontri che veramente si muove la classifica. Voi siete avvantaggiata, avete proprio l'Alfonsine, potete muovere ancora la classifica. Sì, non ho capito bene alla fine cosa hai detto perché non ho sentito bene. Comunque la prossima partita con l'Alfonsine sicuramente interessanti come Valsanterno Fioriccione, Cotignola Classe, sì. E Imola e Savignanese, tutti incontri che entro la classifica. Voi in questo turno siete un po' avvantaggiate, avete di fronte, diciamo, l'Alfonsine, perciò 3 punti già incamerati, perciò la classifica dovrebbe essere ancora migliore. Sì, infatti noi contiamo di chiudere il girone d'andata a 13 punti e speriamo che le altre squadre, quelle sopra di noi, non vincano. E comunque sia, il campionato quest'anno è strano, ci sono poche squadre e comunque bastano 2 o 3 vittorie di fila per rimettersi subito in carreggiata. E quindi speriamo che la prossima giornata Savignanese, del Duca, Valsanterno non facciano punti, mentre noi invece abbiamo, posso dire, 3 punti sicuri. Ma io voglio fare la mia ultima domanda, ma quest'anno che campionato è? Non ci sono i playoff, ormai il Riccione e guarda insieme al Russia e il Coreano sono una delle candidate da vincere il campionato. Ci lotta soltanto per i playoff. E l'Alfonsine è quello che è. Che campionato è quest'anno? Forse uno dei più brutti degli ultimi 10 anni. Sì, è un campionato strano. Io penso che alla fine, verso la fine del campionato, ci saranno Riccione e Russi che si giocano il primo posto, staccate e staccheranno la terza. Mentre invece penso che tutte le altre squadre, magari escluso il Coreano, se la giocheranno fino all'ultima giornata per non fare i play-out. Non penso che ci siano squadre, lo stesso Diegaro, Valsanterno, Sampa Imola. Noi ovviamente ci giocheremo fino all'ultima giornata la salvezza, ecco. Però voglio dire che come squadre come il Football Cava, il San Marino, il Diegolo e il Classe sono la squadra di guardie già salve. Questi non hanno più stimoli per affrontare questo campionato quando i playoff non ci sono. Che stimoli hanno queste squadre, secondo te? Ma da questo punto di vista non sono molto d'accordo, perché per me comunque sia il Classe, e il Classe deve stare attento a
non fare i play-out, anche lo stesso Sampa Imola. Comunque sia, come ho detto prima, la classifica è corta e bastano 2-3 vittorie di fila per me per scavalcare molte squadre, 2-3 sconfitte di fila per scendere di tante posizioni in classifica. Basta vedere lo stesso Classe che adesso ha 17 punti e comunque sia c'è il Sampa Imola che deve giocare ancora con l'Alfonsine, quindi potrebbe andare a 18, c'è il Val Santerno a 15, il Del Duca a 16, noi potremmo andare a 13, quindi comunque sia io non penso che il Classe possa dire o il Classe o comunque anche il Victor San Marino possano dire di essere già salvi quando mancano poche giornate di campionato. Allora. Ultima mia domanda, questo Alfonsine, cosa pensa lei, questo Alfonsine? Ma io penso che comunque presentarsi in 7 contro 11 non siano belle scene, ecco, nel senso che non sia gratificante né per i giocatori né per la squadra che gioca in 11, ma soprattutto neanche per quelli che si presentano in 7, perché comunque la vedo un po' come una cosa, insomma, come un'umiliazione giocare in 3 in meno, 4 in meno. Per me non è giusto e comunque sia penso che debba finire subito il campionato dell'Alfonsine, non continuare a giocare in 7 contro 11, ecco. Lorenzo, io invece ti volevo chiedere un po' sulla partita di ieri. Avete vinto una partita fondamentale appunto per il rilancio in classifica, vedendo come annunciava anche prima Renzo il prossimo turno. Che partita è stata quella, la vittoria di ieri contro il Classe da parte vostra? Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché comunque giocare a Classe in un campo abbastanza piccolo dove loro hanno uno stile di gioco che ti mette sempre in difficoltà comunque, perché la palla lunga su Innocenti che cerca la spizzata per gli altri attaccanti è sempre difficile da gestire, e sapevamo che sarebbe stata una battaglia dal punto di vista fisico, quindi sia dal punto di vista fisico che energetico. Anche tutte le seconde palle sarebbero state fondamentali, che arrivava primo sui contrasti eccetera, e noi siamo arrivati preparati e quindi dopo, avendo fatto il gol all'inizio, abbiamo cercato di mantenere il risultato, ecco. Potevamo fare anche il 2-0, però alla fine è andata bene, dai. Dal tuo punto di vista personale, che cosa ti sei prefissato in questa stagione? Anche per chi non ti conoscesse, io ti ringrazio, la prima volta che abbiamo anche un tesserato in tutti questi anni del San Pietro in Vincoli, l'avevamo avuto tantissimi anni fa, ma eravamo agli esordi con la nostra trasmissione, l'allora allenatore Fresco. Invece ti chiedo a te appunto un attimo di presentare anche le tue qualità come centrocampista dello Spiv e gli obiettivi che hai per questa stagione. I miei obiettivi personali sono comunque giocare il più possibile, fare più presenze possibili e rendermi utile per la squadra. Non è stato facile inizio campionato perché ho avuto il Covid ad agosto, quindi ho saltato tutta la preparazione, però adesso mi sono rimesso in forma e sento che posso dare una mano alla squadra. E invece dal punto di vista collettivo spero in una salvezza senza play-out e penso che abbiamo tutte le carte per salvarci senza dover fare i play-out. È difficile perché comunque non siamo partiti bene, però ci stiamo rimettendo in carreggiata. Ecco, ti chiedo anche una curiosità: il pubblico vi segue a San Pietro in Vincoli? Avete una buona presenza di spettatori in casa? Perché mi ricordo che qualche anno fa riprendevamo le vostre partite, c'era un nutrito gruppo, insomma, a seguito di questa squadra. Sì, ci seguono in tanti, sia i più anziani che i più giovani. Ci sono tanti ragazzi che ci seguono, anche i ragazzi della Juniores, e è un bel ambiente, io mi trovo molto bene a San Pietro in Vincoli. Ebbene, ci fa piacere. Intanto avviso i 1000 messaggi che sono arrivati per quanto riguarda Zoffoli, arriverà sul finire di trasmissione. Adesso siamo all'eccellenza, poi passeremo alla promozione. Quando arriveremo in prima categoria parleremo anche con il nostro amico Nicola, tanto voluto dai tanti messaggi che sono arrivati. Voglio fare sì. Valdiseri, è strano che tu voglia fare una domanda a Felli. Stai dicendo da mezz'ora che è sempre l'ultima, però io ti do la parola. Prego, Maurizio Mosca, vada, Valdiseri. Vai. No, io voglio fare l'ultima mia domanda all'amico Lorenzo. Vai. Il San Pietro in Vincoli è la seconda peggior difesa, il secondo peggior attacco del campionato, è la quarta peggior difesa del campionato. Ha la seconda peggior difesa
è il quarto peggior attacco. Voglio dire, arriveranno rinforzi a dicembre? Me lo chiede Lorenzo. Ah, io questo non lo so. Mamma. Io questo non lo so, bisogna chiederlo al direttore sportivo. Ma Lorenzo, hai fatto un gran discorso, ma lui è un giocatore, non ti risponderà mai, dai, però c'è provato. Sì, vabbè, sono d'accordo, Sei stato bravo, sei stato bravo Renzo. Guarda Renzo, quando chiama i giocatori amico, fatti il segno della croce perché ti sei salvato dalle critiche, Lorenzo. Lorenzo è un osservatore attento del calcio locale da una vita. Guarda, Lorenzo, prima di lasciarti andare, vediamo assieme appunto il prossimo turno. L'ha già detto Renzo, voi sarete appunto contro la Fonsine, ma purtroppo la situazione sappiamo qual è. Calcio continua la classe, Digaro, Tropical Coriano, Football Cavaronco del Duca Grama, San Pietro in Vincoli, Alfonsine, Sampa Imola, Savignanese, Valsanterno, Fiariccione, Victor San Marino, Russi. Lorenzo, ti chiedo semplicemente, velocemente, e poi passo da Renzo, qual è la squadra secondo te più forte di questo girone di eccellenza? Secondo me ce ne sono due, sono il Russi e il Riccione. Hanno sia dal punto di vista collettivo, quindi organizzazione, stile di gioco, sia dal punto di vista dei singoli, hanno tutti e due dei nomi importanti e penso che saranno queste due le squadre che si giocheranno la vittoria del campionato. Allora, rimanendo ancora in collegamento per quanto riguarda l'eccellenza con Renzo, Lorenzo, io ti ringrazio per essere stato qui tra noi, come avevo promesso 10 minuti sei rimasto e quindi ti strappo una promessa per il girone di ritorno, magari facciamo un punto della situazione sull'andamento della formazione che tu rappresenti, riavendoti con piacere qui in studio tra di noi. Va bene Lorenzo, me lo prometti? Certo, grazie a voi. E ricorda che sei divenuto il nuovo amico di Baldisseri, quindi per forza di cose. Grazie ancora. Ciao Lorenzo, ciao grazie ancora, ciao. Ciao. Allora, abbiamo conosciuto anche la realtà del San Pietro in Vincoli. Renzo, allora con te ti ho tenuto un attimo in stand-by quando ho salutato per l'appunto il nostro amico Lorenzo, perché ci sono delle sfide importanti, poi passiamo alla promozione che iniziamo a vedere un po' di gol, un po' di video. Allora, questa è la classifica, nel frattempo il prossimo turno è questo. Renzo, avevo visto qui una partita che era molto interessante, c'è Victor San Marino Russi e Valsanterno Fiariccione. Dammi un 1, un X2 come usavi fare un tempo. Valsanterno Fiariccione, come la vedi? 2. Victor San Marino Russi? Questa è una gara difficilissima, ma penso che il San Marino dovrà lottare, ma io preferisco anche qui un altro 2. 2. E invece questa, Digaro Tropical Coriano? È una gara difficile, X. Dai, te la faccio fare tutta su 5 sfide. Calcio continua la classe. Continua la classe 1. Football Cavaronco del Duca Grama. 1. Sampa Imola Savignanese. X. Ok, è finito qui. Purtroppo mi piacerebbe dire che è possibile fare 12 o 13, ma sono solamente 7 le sfide in programma. Magari vedremo se su 7 risultati ne avrai centrati 6, non dico 7 perché sappiamo già il risultato di San Pietro in Vincoli e Alfonsine. Va bene Renzo. Allora, rientriamo un attimo in studio, stavo leggendo un po', ve li mando in onda, i vostri commenti ci mancherebbe altro, fra un po' arriva il nostro amico Nicolò, ma in diretta viene Tafo il terzo polpaccio, dopo li leggiamo tutti in diretta al nostro amico. Va bene, vi ringrazio intanto che ci state seguendo, intanto passo al campionato di promozione, rimaniamo ancora in Romagna perché tra poco ci sposteremo anche nel torneo di promozione Marche. Andiamo a vedere quello che è successo con risultati e classifica. Asar Torconca 0-3, vi ricordo che si giocava la 12ª giornata, Bellari Gian Marina Pietracuta 0-3, vedremo tra poco il contributo filmato, 2M Sant'Ermete 2-3, Gambettola Granata 4-3, Misano San Pierana 0-0, Spontriciolo Verucchio 4-1, primo successo in stagione dello Spontriciolo dopo il cambio di allenatore. Visse Nova Feta Gatteo 0-2, qui purtroppo arriva l'ennesima sconfitta consecutiva da parte dei gialloblu di casa, i gol fatti in questa stagione, in questa giornata sono stati 25, le vittorie in casa 2, le vittorie fuori casa 4, i pareggi solo 1. Renzo, andiamo a vedere la classifica così dopo analizziamo un po' nel dettaglio quello che è successo. Gambettola al comando insieme a Torconca e Pietracuta 28 punti, ma il Gambettola deve recuperare una gara con la 2M.
il Misano 22, Santermete 19, Bellaria 18, Vis Nova Feltria 16, San Pierana 15, Granata, Asar 14 punti, 2M 12, Gatteo 9, Verucchio 7, Spontricciolo 6. Renzo, io ti faccio la domanda, poi tu ti allarghi per tutte le statistiche che hai a tua disposizione del campionato per commentare la giornata di promozione. Abbiamo avuto il rilancio in classifica del Santermete per quanto riguarda la zona playoff, il rilancio in classifica del Gatteo per quanto riguarda, insieme allo Spontricciolo, per quanto riguarda la zona rossa. Domenica c'è il derby, tra l'altro, Verucchio Nova Feltria, l'ultimo derby della Valmarecchia in programma. Che giornata è stata quella passata, caro Renzo? È stata una giornata abbastanza interessante. Ormai le prime tre, vale dire Gambetto, la Torconca e Pietracuta, hanno vinto i loro rispettivi incontri, perché ormai il campionato, lo dico fin da questa sera, solo giocano queste tre squadre, perché secondo il mio modesto parere sono le più forti, mentre il Misano, il Santermete e il Bellaria, la stessa Nuova Feltria, dovranno lottare per i playoff. Ritornando alle gare di ieri, è stata una bellissima vittoria quella del Santermete in trasferta. È stata una vittoria importante che fa subito dimenticare la brutta sconfitta ottenuta in casa la domenica prima con l'Asa. Da quanto è arrivato Righetti ha ottenuto 4 vittorie e una sola sconfitta. E con la vittoria di ieri il Santermete è entrata quasi in zona playoff. Mentre invece mi sorprende anche queste 2 vittorie consecutive del Gatteo. L'altra domenica ha vinto a Verucchio e ieri ha spugnato per 2-0 il campo del Nuovo Feltria. Anche qui Pessina, su 5 partite, 3 vittorie, 3 sconfitte e 2 vittorie. Sono gare importanti perché Pessina e lo stesso Righetti hanno lavorato bene. Anche il nuovo mister dello Spontricciolo ieri, come hai detto tu, ha ottenuto la sua prima vittoria. Chiaro che secondo me le favorite sono il Gambettola, il Torconca e il Pietracuta, perché quando queste squadre hanno dei giocatori importanti come il Gambettola, Bernacci, Voccai, Radoi, il Torconca, Pasolini, Simoncelli, Mercuri, il Pietracuta, Fratti, Tomasini e Fapri, sono giocatori che fanno la differenza. È un campionato molto molto interessante. È proprio domenica che lo scontro al vertice tra Pietracuta e Gambettola, anche se Gambettola ha una gara da recuperare. È un campionato veramente interessante, molto molto interessante. Mentre invece, secondo me, secondo il mio modesto parere, è questa Nuova Feltria che ieri ha ottenuto la sua quinta sconfitta consecutiva. Sì. È molto grave. Per fortuna che nelle prime 7 partite ha incammerato ben 16 punti. Però c'è da dire che dopo queste 5 sconfitte consecutive il Nuova Feltria non segna da ben 450 minuti. È grave, vuol dire ha ottenuto 5 sconfitte consecutive e da 5 domeniche non conosce la via della rete. Mentre invece per lo Spontricciolo, il Verucchio, il Gatteo e lo stesso 2M dovranno lottare fino in fondo per evitare i play-off e per prendere, diciamo, una bella vittoria, perché onestamente navigano nelle cattive acque. Mentre invece mi sorprende questo San Pierana che ieri ha avuto un bellissimo pareggio nel campo del Misano. Opera Tammerini sta lavorando bene. Tutto qua. Sì, diciamo che allora le squadre che hai citato è successo questo: il Gatteo ha cambiato un po' di giocatori, lo Spontricciolo invece ha cambiato la guida tecnica, con l'abbandono di Pellegrino è arrivato Forchino, ha subito conosciuto la vittoria alla formazione riccionese. Sul Nova Feltria purtroppo i dati tragici, tra virgolette, sono quelli che tu hai indicato e hai detto domenica. Poi scusa se ti interrompo, lo sto dimostrando che col Verucchio. Dimmi. Il Nuovo Feltria su 12 partite ha subito la fortuna, ha subito soltanto 10 reti, ma ne ha fatte soltanto 8. Sì, come ho detto già prima nel mio commentino, Fortuna che ha incammerato nelle prime 7 partite ben 16 punti. Adesso le ultime 5 partite non conosce i punti e non conosce neanche la via della rete. Secondo me è grave. Non vorrei che il mister sia in difficoltà.
Una rosa un po' ristretta, mettiamola così, servono comunque giocatori di maggiore esperienza, una squadra molto giovane. Giorgi è molto bravo ad allenare con i giovani, lo conosciamo bene, quindi il mister assolutamente è bravo a tutta la vita. Se posso consigliare la Nova Feltria lo terrei. Per quanto riguarda qualcosa da rivedere sulla rosa, sì, quello non posso darti conto. A mio modo di vedere c'è qualcosa da registrare con qualche acquisto che può essere utile alla causa. Tutto qui. Adesso io direi proprio di andare a vedere la partita, visto che è nominata del Nova Feltria, e poi ci spostiamo a vedere anche la capolista Pietracuta, che ieri ha ottenuto un importante successo sul campo del Bellaria. Facciamo così, respiriamo un po', facciamo vedere anche ai nostri spettatori un po' di immagini con i 2 contributi filmati realizzati da noi, Nova Feltria e Pietracuta nell'ordine. Dopo un inizio promettente da parte della vice Nova Feltria, qualcosa si è inceppato nei meccanismi della squadra di Giorgi. L'ultimo successo risale al 24 ottobre in casa del Granata. Da allora sono arrivate 5 delle 6 sconfitte conosciute in stagione. La gara col Gatteo sembrerebbe a portata dei gialloblu, invece viene fuori una sconfitta all'inglese, con qualche giocatore costretto a lasciare il campo anzitempo, riferimento numero 4 Mammutai. Abita la gara Marco Sartori della sezione di Lugo di Romagna, coadiuvato a Katia Spani della sezione di Ravine e da Simone Babboni della sezione di Rimini. Partita non molto entusiasmante, le azioni sono poche, si vede all'11° un tiro da fuori aria a cura di Tappi Molisi con Andreani che blocca in 2 tempi, un giro di lancette e Niang dall'altra parte cerca la soluzione dalla distanza, lontana però dallo specchio della porta. Al 29° da fuori aria ci prova anche l'ex Bellaria vivo senza inquadrare il bersaglio. Al 35° invece arriva il gol degli ospiti, Andreani esce fuori dai pali giocando da libero, il suo rinvio viene intercettato con tanto di palombella finale a cura di Tappi Molisi che trafigge la retaguardia di casa, mandando l'attaccante in estasi con maglietta tirata a terra. Il Nova Feltria purtroppo perde per infortunio Mammutai. Nella ripresa la squadra di Giorgi tira fuori l'orgoglio, Radici prova da posizione defilata ad impensierire l'estremo Ricci, la risposta del Gatteo è affidata a colpo di testa di Pollini, bloccato senza problemi da Andreani, che subito dopo deve superarsi per tenere a galla i suoi quando in contropiede Gatteo sfiora il raddoppio con Lecce. L'occasione per pareggiare il Nova Feltria la crea 2 dalla fine con il giovane Alpino che in area è protagonista di un ottimo slalom, ma vede chiusa allo specchio della porta dall'intervento di Ricci. Con i padroni di casa sbilanciati, Gatteo chiude la pratica con il suo numero 9 Ndaye che fredda Andreani, rilanciando in classifica proprio i suoi che salgono a quota 9 punti, 2 in più rispetto a Verrucchio, prossimo avversario del Nova Feltria domenica prossima nel derby della Valmarecchia. Ecco, dopo aver visto per l'appunto Nova Feltria, adesso andiamo a vedere la vittoria del Pietracuta, così parliamo anche, argomentando bene con Renzo, della vittoria del Rossoblu, perché sabato, non domenica, Renzo, nell'anticipo alle ore 14:30, noi tra l'altro saremo con le nostre telecamere al Bindi, riprenderemo appunto Pietracuta Gambettola sabato alle ore 14:30. Piuttosto, se ci sei, vieni anche tu a Pietracuta, così almeno ci facciamo un bicchierino di vino assieme. Va bene, andiamo a vedere il servizio. Non mancheremo. Non mancheremo, ti pare dove si mangia e si beve, Renzo c'è sempre. Va bene, il servizio di Bellaria Pietracuta, va bene. Al Nani di Bellaria si affrontano i ragazzi terribili di Luca Fusi tra le possibili outsider del girone e il Pietracuta capolista del girone, seppur in coabitazione con Gambettola e Torconca. I rossoblu da queste parti vinsero qualche stagione fa con un netto 4-0. Bellavista e compagni ce lo ricordano bene, sotto gli occhi del direttore di gara per Francesco Rossi della sezione di Forlì, coadiuvato da Matteo Saccone e Marica Tumedei della stessa sezione. Assistiamo a una partita che sul piano territoriale è condotta fin dalle prime battute proprio dalla capolista. La prima occasione a cura di Fratti, direttamente a calcio piazzato con il pallone che termina di pochissimo al lato. Da calcio piazzato ci prova anche Loati, ma viene fuori un tiro da dimenticare. Più insidioso lo stesso numero 11 con questo tiro da posizione defilata che costringe Ramenghi al salto per respingere la conclusione. Lo stesso portiere è chiamato al tuffo su un solo spettacolare di Fratti, palla a destra e sinistra, avversario che rimane fermo ma tiro centrale. Lo stesso Fratti dalla stessa mattonella con un tiro a giro manda al lato. Il Pietracuta gioca a trazione offensiva e cross di Faiti viene bloccato
iniziato senza problemi e solo al 45esimo si vede il Bellaria con l'asse Cocco Bellavista, pallone lontano dal bersaglio, squadra in riposo sullo 0-0, ma è un pareggio che va strettissimo al Pietracute di Russo e padroni di casa, che nella ripresa devono capitolare quando al 10° Fabio Ramon Tomasini decide di azionare il suo motorino e imprendibile numero 10 balla il tango con il pallone, quasi entra in porta accompagnandolo in fondo al sacco. È l'1-0 rossoblu che fa esplodere la gioia del tifo ospite, ma se il tango si balla a suon di musica e di ritmo, ecco che il doppio passo viene effettuato 3 minuti più tardi, traversone al centro dell'area di rigore, Tomasini di testa non perdona, 0-2 il Pietracuta in paradiso. Ma non è una festa completa se al Festival dei Gol non partecipa anche il capitano e bomber Fratti, discesa sulla destra e pallone in buca. 0-3, passivo pesantissimo per i bellari Giamarina che non riesce a riordinare le idee. I bellariesi ci provano con una punizione di Paganelli terminata alta. Molto bella l'azione creata attorno alla mezz'ora quando alla battuta finale arriva Franciosi senza inquadrare il bersaglio. Ci prova ancora la formazione di casa con l'inserimento di Albisi che di testa mette alto, mentre in contropiede Bua fornisce alla Sanni fino all'ora di vacanza la pagnotta per evitare un senza voto in pagella, come del resto Bellavista quando al 90° chiama al volo da scatto fotografico l'estremo ospite direttamente a calcio piazzato. Una partita che mette in mostra le qualità della rosa a disposizione del tecnico Fregnani, mentre il Bellaria deve ripartire dalle ottime trame eseguite nei 20 minuti finali del match. Fino a questo momento un campionato dove Fusi ha messo in vetrina tutti o quasi i giovani della propria rosa, dato di fatto da non sottovalutare quando un progetto è basato solo ed esclusivamente sui giovani. Allora, l'avete annunciato il Taba, voi non lo potete vedere, ma è già qui, fra poco lo metterò in onda. Taba, terzo polpaccio, non so neanch'io come chiamarlo, dopo me lo spiegherai, Nicola. Tra poco lo metteremo in onda perché andiamo per gradi, c'è ancora la promozione marchigiana. Sto aspettando Grandicelli perché c'è molto da commentare, ci sono degli episodi da Moviola e poi anche un simpatico siparietto che ho visto in tribuna, poi magari lo commenteremo con Renzo Baldisseri. Allora, un messaggio che fa molto onore, l'attaccante Santelmete che scrive giustamente prima, mentre Renzo parlava di Mirko Giorgi. Giorgi per me è un ottimo allenatore, per la rosa che ha gli ho fatto i complimenti dopo la sconfitta. Ti fa onore Adil, complimenti anche a te per la vittoria di ieri del tuo Santelmete, una vittoria importante che rilancia voi e soprattutto anche Alex, il presidente, che ci tiene tantissimo a fare bene in questo campionato perché l'avevamo intervistato quest'estate e sapevamo le ambizioni del club. Volevo chiedere se Nicola Zoffoli è ambidestro, glielo chiederemo dopo in diretta. Infine, bella vittoria del Santelmete a Mercato Saraceno, la Fonsina a questo punto deve intervenire il club. Allora Renzo, parliamo un attimo di questo Pietracuta. Ieri grande vittoria contro il Bellaria, poi ci spostiamo nella promozione marchigiana e a maggior ragione si fa interessantissimo al BIN di sabato questo incontro contro il Gambettola. Cosa possiamo dire? Fratti ancora una volta in gol, Massini ancora una volta in gol. È una squadra che l'avevo detto anche a Sandro Conti, ben attrezzata per far bene fino alla fine, anche se lui è un po' scaramantico, diceva no, viaggiamo in silenzio, però insomma questo Pietracuta non si può davvero nascondere, no Renzo? No, il Pietracuta ha tutte le carte in regola per fare un grandissimo campionato, anche per poterlo vincere. Però ha di fronte, diciamo, un Gambettola forte, sia come gioco, sia anche ricchi di nomi. E poi, come ho detto, non trascuriamo questo Torconca. Torconca è una squadra, secondo me, i 9, 10, 11esimi della passata stagione, come la è Pietracuta. Quanto queste due squadre hanno lo spogliatoio, il gruppo, sia il Torconca, sia il Pietracuta, hanno due grandissimi allenatori. Pietracuta c'ha Frignani, il Torconca c'ha Vergori. Perciò, secondo me, in campionato è incerto fino alla fine, anche se in Gambettola, come giocatori più giocatori di grande passato, come ho detto prima, Radoi, Boccai, stesso Bernacci, potrebbe fare anche l'eccellenza del nome che ha. In campionato è veramente interessante, anche se il Gambettola poi ha una gara da recuperare. Però, onestamente, il campionato se lo gioca fra queste tre squadre. Ormai il Misano, Santarmete e Bellaria e lo stesso Nuova Filtria dovranno cavarsi e lottare fino in fondo per trovare un posto nei playoff. Però la forza del Torconca e del Pietracuta sta nello spogliatoio. Beh, sono d'accordo con te, aggiungo semplicemente, specifico solamente questo. Mentre il Gambettola è una squadra allestita per via dei nomi, soprattutto per la vittoria finale di questo torneo,
Torconco e Pietracuta sono due ottime squadre ben attrezzate per dar fastidio al Gambettola fino all'ultima giornata di campionato, e secondo me possono ritagliarsi diverse soddisfazioni. Sulle altre ti correggo perché Nuova Fete non è assolutamente una squadra playoff, è una squadra che ha come obiettivo quello di salvare la categoria, e quindi ha fatto 16 punti, una partenza in quinta, è andato fortissimo, adesso sta pagando un po' gli sforzi iniziali a mio modo di vedere, ma l'obiettivo rimane una tranquilla salvezza. L'esploit, le due squadre che possono fare l'esploit sono, insieme al Misano, il Bellaria e il Sant'Ermete, perché questo va detto per essere precisi. Poi può venire una sorpresa che potrebbe essere, quello dicevi tu, se incanala dei risultati utili consecutivi come la Sampierana, però io mi fermerei lì, insomma, dai. Sì, ma anche Nuova Fede potrebbe portare il Prevot, però è chiaro che a dicembre dovrebbe andare sul mercato, perché realmente con 8 reti non va da nessuna parte. Probabilmente lì a Nuova Fede si vuole attaccanti che conoscono la via della rete. Non ci sono problemi. Il Nuova Fede deve tornare sul mercato, perlomeno trovare degli attaccanti buoni. Per fortuna c'è un'ottima difesa, perché ha subito soltanto 10 reti, una delle migliori difese della promozione, ecco. Però secondo me ormai il Gambetto del Torconco e il campionato se lo giocano tra di loro. Io ormai sfiderei dalla vittoria finale sia il Misano, sia il Sant'Ermete, sia il Bellaria, anche se stanno facendo un ottimo campionato. Loro ormai devono puntare soltanto per raggiungere la miglior posizione e per entrare in zona playoff. Allora, adesso concentrati qui. Dimmi solo 1x2, Pietracuta Gambettola. È una gara apertissima. È chiaro che probabilmente ci potrebbe stare anche l'X, ma probabilmente il Pietracuta deve sfruttare al massimo il fattore campo. Sant'Ermete Misano, 1x2. Ma Sant'Ermete adesso sta andando benissimo. Io metterei una vittoria al Sant'Ermete. Il derby della Valmarecchia, Verrucchio Visse Nuova Feltria. Ma è un derbissimo aperto. Squadre che onestamente stanno attraversando un periodo forse in questo momento il più brutto, queste due squadre. X, un pareggio che alla fine non vale, però metterei X. Ok, abbiamo finito la promozione Romagna, se Dio vuole, segno della croce con Renzo Baldisseri. Ci spostiamo alla promozione marchigiana, perché Renzo lo vado ad accogliere, così te lo lascio salutare a te, però fammi leggere prima i risultati e classifiche, poi ti faccio fare tutte le domande che vuoi, perché qui ci sono degli episodi da Moviola che valuteremo anche con lui. Lo vado ad accogliere. Luca Grandicelli, centrocampista bar attaccante del Gabice Gradara. Ciao Luca. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Renzo, lo puoi salutare, ti ascolta, Ciao Radicelli, ciao, stammi bene. No, Renzo. Ciao. Però perdiamo troppi punti. Purtroppo è così. T'ha colto così, ciao, vinto, esatto. Poi perdiamo troppi punti, bello, va bene, dammi 2 minuti Luca che leggo semplicemente i risultati, poi c'è molto da parlare, perché tu adesso potrai vedere quello che ti mostro io in video, Renzo può solamente ascoltare, perché Renzo ci sono in questa partita degli episodi da Moviola che vorrei che tu commentassi, ma non lo puoi fare perché sei in collegamento telefonico. Andiamo a vedere semplicemente i risultati e classifiche. Atletico Mondolfo Marotto Olimpia Marzocca 0-1, Cantiano Calcio Valfoglia 0-3, Fermignanese Villa San Martino 1-0, Filotranese Osimo Stazione 0-1, Loreto Gabice Gradara 1-1, Osimana Capasport Montecchio 0-0, Portuale Ancona Passatempese 4-1, Sassoferrato Moie Valesina 1-1, Castelfidardo Ilario Barbara Lorenzini 4-3. Le statistiche di questa giornata: i gol fatti sono stati 22, le vittorie in casa 3, le vittorie fuori casa 3, i pareggi 3. La classifica dopo quest'ultimo turno: Osimana comanda quota 25, seguono Portuale Fermignanese 22, Passatempese Olimpia Marzocca, Ilario Barbara Lorenzini 20, Villa San Martino, Vigor Castelfidardo 18 punti, Gabice Gradara, Capasport Montecchio, Atletico Mondolfo Marotta, Valfoglia, Osimo Stazione 17, Moia Valesina 15, Filotranese 13, Sassoferrato 10, Loreto 4, Cantiano 1 punto. Allora Renzo, prima di andare a intervistare Luca, prima di porre le tue domande, prima di vedere la Moviola, tanti episodi della Moviola, andiamoci a vedere la sintesi tra Loreto e Gabice Gradara, così iniziamo a fare le nostre domande e a vedere poi gli episodi che hanno sfavorito un po' il Gabice per quanto riguarda questa trasferta alla fine è risultata insidiosa. Il servizio.
A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Per la 12ª giornata del torneo di promozione Marche Girone A si affrontano Loreto e Gabicce Gradara. I padroni di casa sono al penultimo posto in graduatoria con soli 3 punti, mentre gli ospiti stazionano al 9° posto con 16 lunghezze. Entrambe le compagini arrivano da una sconfitta ottenuta nell'ultimo turno. Arbitra la gara Valerio Paoloni della sezione di Ascoli Piceno, coadiuvato da Cristian Cercacci e Samuele Frapiccini, entrambi della sezione di Macerata. Proprio quest'ultima provincia con i Gabicce Gradara dimostra di non avere particolare feeling. Capirete in movente a cronaca in corso. I Gabicce Gradara in maglia gialla arriva a una sterile conclusione già al quarto dalla distanza con questo tentativo di Grandicelli. Più pericoloso lo stesso numero 7 a 12° quando chiama l'estremo di casa al primo intervento del match con relativa deviazione in corner. Al 17° la formazione di Scardovi passa, da punizione di Grassi arriva alla respinta dalla barriera, Grandicelli raccoglie la sfera scovando in area di rigore Maggioli, il difensore non si fa pregare bucando la porta difesa da Albanesi con un tiro a giro, dimostrando tra l'altro un ottimo feeling con i gol, già il terzo in questa stagione. Gli ospiti non si accontentano, ma la conclusione di Serafini è comoda presa per Albanesi. Il primo esploit degli uomini di casa arriva solo al 28° con questo colpo di testa di Garcia terminato abbondantemente al lato. I Gabicce Gradara si rende pericoloso a calcio piazzato, la sfera battuta da Cinotti si accomoda sul fondo. Proteste invece sul fine di tempo per lo scontro tra i due numeri 8 in campo tra Serafini e Brahimi. L'arbitro fa segno di proseguire. Lo stesso Serafini, un giro di lancette dopo, vede spegnersi la propria iniziativa sopra la traversa della porta difesa da Albanesi. L'ultima azione di prima frazione è a cura di Streccioni che scalda così i guantoni ad Azzolini. Squadre a riposo solo 0-1. Ripresa ricca di emozioni con tante contestazioni, si inizia già al primo quando un colpo di testa di Passeri favorisce il secondo palo Vegliò che viene disturbato da Camilletti. Anche in questo caso l'arbitro fa segno di proseguire. È la volta di Cinotti, l'attaccante tenta l'assolo personale con Albanesi che risponde presente respingendo la sua conclusione. Da questo momento in poi Gabicce Gradara sciupa l'impossibile. Grandicelli, il migliore dei suoi a nostro giudizio, lancia in profondità Vegliò che dinanzi ad Albanesi calcia incredibilmente al lato. Ancora Grandicelli a portare palla, appoggia per Cinotti, Veronica di quest'ultimo tiro che sbatte sul palo, ma Serafini non riesce incredibilmente in tapin vincente. Primo piano anche per il centrocampista Gabicce Gradara, ma il festival della chiusura non termina qui. Il solito manco a dirlo, Grandicelli porta a spasso palla d'avversario, tiro respinto da Albanesi con Avegliò che non riesce clamorosamente il tapin vincente. È un segnale di mia colpa questo, perché Loreto prende coraggio dall'angolo e Camilletti ad impattare di testa sfiorando la marcatura. Sul versante opposto in girata Vegliò cerca il gol della domenica, nulla da fare, e sul ribaltamento ecco l'episodio che manda su tutte le furie la formazione ospite. Garcia mette al centro il pallone, Sabatini buca l'intervento mentre Streccioni nel tentativo di colpire il pallone centra il piede di Maggioli. Per l'arbitro trattasi di penalty, il fermo immagine ci mostra che non è così. Dal dischetto Garcia alias Pablo si lascia neutralizzare il rigore dall'ottimo Azzolini, ma qui viene il bello. Paoloni ferma tutto, chiamato dal proprio assistente, fa segno che il penalty deve essere ribattuto. Il movente potrebbe essere l'errata posizione di Azzolini al momento della battuta o l'entrata in area di rigore da parte dei giocatori. Fatto sta che cambia il tiratore, dal dischetto si presenta questa volta Martin Garcia. Azzolini intuisce la traiettoria ma non gli riesce il secondo miracolo del match. 1-1 e ristabilita la parità in campo. Intanto arriva la munizione al rappresentante della panchina del Loreto. Il Gabicce Gradara si nervosisce e crea la palla più limpida soli 10 minuti dopo il gol subito. Traversone di Grassi, Albanesi esce a valanga prendendo palla e Vegliò. L'azione prosegue, traversone della metà campo, buca la sfera Camilletti lanciando a rete Sabatini. Il capitano si divora l'occasionissima del nuovo vantaggio. Non è giornata e si vede anche dalla sua smorfia di dolore. Nel finale il neo entrato Loa calcia sull'esterno della rete. L'ultima emozione in fatto di occasioni arriva dalla punizione di Grassi sventata a dovere da Albanesi, mentre sull'ultimo affondo a cura di Vegliò scatta la doppia munizione per Camilletti che viene puntualmente espulso. La gara termina qui tra mille polemiche, con qualcosa da rivedere per i Gabicce Gradara in fatto di occasioni da gol sciupate, anche se il feeling con gli arbitri assistenti specie della sezione di Macerata dimostra di essere dannatamente complicato. A Loreto l'onore di aver mosso la propria
classifica, ma oggi tra 1000 polemiche, forse l'unica ad uscirne felice è proprio lui. Tra occasioni sprecate ed errate interpretazioni arbitrali, magari in futuro sarà utile qualche preghiera. Allora Luca, con te tra poco parleremo di questa partita attraverso l'episodio da Moviola. Lascio la parola a Renzo che sicuramente vorrà farti 1000 domande in virtù di questo pareggio, quindi io tra poco ritornerò sulla partita con gli episodi. Renzo, ti ascolta Luca? Grandicelli, ciao. Ciao Renzo. No, io vorrei fare molte domande, però veniamo alla gara di ieri, è stata una partita strana. Alcune decisioni arbitrarie hanno lasciato qualche sospetto, però onestamente ci sta gli errori degli arbitri, però onestamente adesso avevate 3 partite nel calendario a vostro favore, vorrei dire la Vigor Castelfidardo che avete perso malamente in casa e il pareggio di Loreto 1-1. Domenica avete il Canziano, sulla carta forse è una delle più facili, ma onestamente qui si doveva fare, secondo il mio modesto parere, 9 punti e invece se ne farà solo 4 augurandoci la vittoria di domenica. Poi mi aspetta un tridente difficilissimo, come si potrebbe fare di grandi risultati, ma si potrebbe uscire anche con 3 sconfitte, vale a dire Portuali Ancona, Losimani in casa e poi l'ultima a Fermignano. 3 squadre che oggi attualmente sono le prime 3 in classifica. Vi aspetta un calendario difficilissimo. Come lo affronterete queste partite così delicate? Perché altrimenti addio anche i playoff. Ma Renzo, sono sincero, penso che le partite vadano affrontate tutte nello stesso modo. Purtroppo è un periodo dove noi non stiamo facendo bene, questo è sotto gli occhi di tutti, però penso che sia tutta colpa nostra, non dobbiamo prendercela con gli errori arbitrari e non dobbiamo mai sottovalutare l'avversario. Questo non vuol dire cambiare il nostro approccio contro dei tipi di avversario diverso, quindi che sia il Cantiano che ad oggi è l'ultima della classe oppure che sia l'Osimana, noi dobbiamo entrare in campo e fare il nostro e farlo bene. Secondo me siamo una squadra con dei valori importanti, quindi se lo facciamo e lo facciamo al meglio non dobbiamo temere nessuno. E purtroppo adesso non ci sta riuscendo questo, dobbiamo semplicemente ritrovarci e rimetterci in carreggiata perché ancora è tutto da decidere, la classifica è corta e quindi non dobbiamo buttarci giù, ma dobbiamo alzare la testa e affrontare le partite che verranno al meglio delle nostre potenzialità. Però, come ho detto prima, a parte il Cantiani di domenica, vi aspetta 3 partite difficilissime che già voi sapete come si può uscire anche con 9 punti, perché il capisce gradare se vuole può fare qualunque impresa, perché l'uomini ce l'ha, se vuole non ha paura di nessuno, però potrebbe uscire anche con 3 sconfitte, perché tra le quali 2 in trasferta, Portuale e Fermignano, in casa della capolista Osimana. 3 partite dove secondo me si giocherà tutto, e poi anche il ritorno, che è proprio il Marzocco e il Mondolfo. Ecco, onestamente adesso avete un campionato difficilissimo, un finale brutto, ma anche un ritorno alquanto difficile. Qui secondo me, in queste 5-6 partite, il Gabice si giocherà tutto. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, nel senso che, come ho detto, la classifica è corta, ma questo non vuol dire che dobbiamo mollare la presa, anzi, è ora di far vedere i nostri valori, perché, ripeto, i valori secondo me ci sono e sono solamente da tirare fuori. Non stiamo giocando al meglio delle potenzialità e questo lo stiamo pagando sicuramente, però, ripeto, secondo me, qualsiasi squadra affrontiamo, noi non partiamo mai sconfitti, anzi possiamo secondo me giocarcela con tutte tranquillamente, e quindi sta a noi rialzare la testa, e sappiamo di aver perso dei punti magari un po' sulla carta un po' più semplici, però questo non vuol dire che con squadre un po' più attrezzate in questo momento non possiamo farne altri, quindi non dobbiamo aver paura di nessuno, giocare tranquilli e fare quello che sappiamo fare. Sono pienamente d'accordo. Poi devi fare la mia ultima domanda. Io seguo tutte le gare in casa. Io ho visto, potrei anche sbagliarmi, ma vorrei sapere una tua valutazione.
Se mi lasciano giocare, secondo il mio modesto parere, non ce n'è per nessuno. Se invece mi pressano e il capitale va in difficoltà, cosa dipende? Sei d'accordo? Ma sono d'accordo, no, se devo essere sincero Renzo, no, secondo me noi siamo bravi a metterci in difficoltà da soli perché, ripeto, se giochiamo come sappiamo fare, abbiamo delle qualità che ci permettono di farla da padrone sul campo con tutte le squadre, secondo me. E quindi non penso che sia più dettata dall'atteggiamento dell'avversario, ma da un atteggiamento nostro. Se noi giochiamo come sappiamo fare, esprimiamo il nostro gioco al meglio, possiamo fare la buona prestazione contro tutti. Però, stando ai risultati, avete quasi ottenuto più risultati fuori che in casa, perché in casa 2 sconfitte e 3-4 pareggi sono un po' troppi. Forse i punti li avete persi in casa. Sì, esatto, purtroppo è così, per ora ci sta andando meglio fuori che in casa, ma purtroppo è la cosa che viene da sé, ecco. Non ci sta portando molto fortuna il terreno di casa, però speriamo che cambi, ecco, questa cosa, anche perché vincere davanti al proprio pubblico è sempre la cosa più bella, è sempre la cosa più che dà più gusto, ecco. Comunque, adesso stringi i denti perché a parte domenica mi aspetto 3 partite veramente a cardiopalma. Sì, ma noi prima dobbiamo pensare a domenica e poi dopo vedremo quelle che verranno. Luca, tocca ferro, Luca, te lo do io il ferro. Esatto. No, ma io gli stai lanciando tutte queste maledizioni a quel ragazzo, ma no, io dico questo a grande scena perché il capitale hai tutti i numeri per poterci riuscire, ecco, questo. No, certo. Adesso se permetti, Renzo, solo una domanda. Hanno giocato sabato, mi tocca fargli delle domande sul sabato, che dobbiamo vedere anche la Mobile assieme. Infatti ti ho lasciato ampio spazio proprio per vedere con lui una cosa che tu non puoi vedere tramite telefono. Mi dicono che ti devo regalare uno smartphone, promesso per Natale a Renzo glielo regaliamo. E il tab sta arrivando, il tab e terzo polpaccio tra poco arriva io, lo vedo già collegato, è bello carico. Luca, prima di andare a vedere l'episodio della Moviola, una partita incredibile quella di sabato, tante occasioni create, un po' l'arbitraggio, che è il feeling con la sezione di Macerata, che già nella precedente partita abbiamo visto che non c'è tra i Gabic e questa particolare sezione provincia, però anche le tante occasioni mancate da voi sotto porta. Cosa è mancato secondo te appunto per chiuderla già nei primi 45 minuti e magari nel secondo tempo gestire il risultato? Ma guarda, come hai giustamente detto, sicuramente non sono mancate le occasioni, ecco, quindi penso che il problema non sia a livello di gioco, non sia a livello di occasioni. Ci è mancato sicuramente la cattiveria, che è quella lì che ci sta facendo perdere appunto questi punti. Bisogna essere più cattivi e bisogna cercare di chiudere queste partite il prima possibile, anche perché poi si possono rivelare appunto insidiose, come abbiamo visto sabato, una partita che sembrava inizialmente sotto controllo, una partita che dovevamo portare a casa con tranquillità giocando da squadra, e invece poi è bastato un episodio. Non siamo fortunati anche lì negli episodi, però non dobbiamo fare affidamento su questo, dobbiamo vincere andando anche oltre gli errori arbitrali che ci possono stare, ci possono stare. E quindi penso che sia una mancanza proprio di cattiveria, una mancanza di squadra, di raggiungere l'obiettivo che dobbiamo sicuramente colmare, un limite che dobbiamo colmare e migliorare sotto quel punto di vista. Allora, con te vorrei analizzare tutti gli episodi che ci sono stati per dare delle risposte anche ai vostri sostenitori, anche alla stessa dirigenza che so che ci segue in particolar modo. Allora, le condividiamo queste immagini. Questo c'è la punizione di Pinotti e vediamo che il numero 4 va dritto su Sabatini. Ricordiamo che qui eravamo ancora nel primo tempo, qui Luca potrebbe cambiare la gara perché se l'arbitro, mi fermo un attimo con appunto il video, se l'arbitro vede appunto questa gomitata data a Sabatini, la partita cambia perché loro rimangono in 10 e voi avete l'uomo in più. Sì, è un episodio che non hanno visto. Il guardaline penso che da lì ha visto il rigore, magari sai com'è, ha visto l'uscita del portiere sul rigore, questo non l'ha visto, però purtroppo sono episodi, sono frazioni momentanee, quindi se non è riuscito a vederlo purtroppo è andata così.
Qui è il duello tra due numeri 8 in campo, dammi il tuo parere, fuori area, dentro l'area, tu come lo vedi? Ma vederlo da qui sinceramente mi sembra fuori area, se dovesse esserci il fallo probabilmente sarebbe stata una punizione, però ecco, mi sembra sinceramente fuori area, dai. Eh sì. Aggiunge anche il presidente, un episodio brutto da vedere, giustamente quello della gomitata, sì, perché oltre a cambiare appunto le carte in tavola con l'espulsione diretta, quindi la squadra di casa sarebbe rimasta in 10 uomini, c'è appunto l'episodio da rilevare che è assolutamente da censura. Qui invece a inizio ripresa, siamo proprio al primo minuto, Vegliò cade in aria, tra l'altro viene trattenuto o comunque disturbato dal giocatore che poi verrà espulso nel finale di questa gara. Anche qui ti chiedo, un episodio che avviene dentro l'area di rigore, tu come lo vedi? Ma è un episodio che penso che è interpretabile, il rigore ci può stare come non ci può stare, evidentemente l'arbitro ha preferito non fischiare, Qui era però ben penso che appuntato. in qualsiasi caso non avrebbe sbagliato, nel senso che è un rigore che può esserci e non, l'arbitro giustamente ha scelto così e bisogna rispettare la sua decisione. Qui mi trovi d'accordo perché secondo me Vegliò ha preso molto la posizione di attaccante furbo, qual è? Ha protetto la sfera prendendo appunto la posizione, in quel caso lì se il giocatore allungava la gamba era calcio di rigore netto, però vedendo dov'è la posizione dell'arbitro credo che in questo caso abbia valutato bene. Andiamo avanti, ci aiuta appunto il video perché sono tantissimi gli episodi di questa partita, qui abbiamo messo un po' il rallentatore perché appunto volevamo vedere per bene l'immagine mentre scorrevano dove era appunto il fallo avvenuto, se c'era stato appunto un contatto o meno. Questo è l'ultimo appunto che vediamo, vedete Vegliò è molto bravo qui a prendere la posizione, il giocatore diciamo difensore centrale in questo caso è bravo a mantenere la posizione, a non allungare la gamba. Questo è il rigore che hanno dato a loro. Qui ho fatto un fermo immagine che purtroppo zoomando si vede un po' sgranato, però il rigore a mio modo di vedere qui non c'è, non so tu come lo valuti, guarda bene, qui Sì. ho fatto uno zoom, Sabatini buca l'appuntamento, l'attaccante in anticipo su Maggioli e poi ovviamente sbatte con il piede contro la gamba di Maggioli, però Maggioli non va sul giocatore, va sul pallone in questo caso, è bravo il numero 9 ad anticiparlo, però il rigore non c'è a mio modo di vedere, vedi? Effettivamente l'attaccante lì tocca prima il pallone, quindi anche lì secondo me interpretazione dell'arbitro, se l'arbitro ritiene che è stato di intralcio tra virgolette per il tiro dell'attaccante ci può stare il rigore, ma secondo me lui prende nettamente prima il pallone, quindi è un rigore che ecco dai, può essere definito un po' regalato, però la prendiamo così. Invece qui ti chiedo a te direttamente dallo spogliatoio cosa ti ha detto Michael, perché qui ci vorrebbe una seconda telecamera per vedere se effettivamente diciamo Michael si sia mosso prima della battuta e non abbia rispettato appunto il piede al di là della linea della porta. Cosa aveva detto Michael nello spogliatoio a fine gara? Era da ripetere secondo lui questo rigore, si è mosso prima, come l'ha valutato lui? Ma guarda, lui non ci ha fornito la sua versione, tra virgolette, nel senso noi siamo andati giustamente, penso, a protestare dal guardalinee perché appunto aveva detto che si era mosso in anticipo per avanzare dalla linea di porta dove doveva stare, ma Marco non penso che si sia neanche reso conto, sinceramente. Lì in una frazione di secondo ti devi buttare e cercare di parare il rigore, quindi penso che non si sia nemmeno accorto, nemmeno reso conto, non ci ha dato ancora la sua opinione e quindi nel senso io penso sinceramente che la mia opinione è che io ho visto poche volte ecco, fischiare, far ribattere un rigore per questa motivazione qui al nostro livello, si vede raramente in Serie A e penso che al nostro livello sia un episodio un po', ecco, un po' dubbio. Non so se avrei fatto ribattere il rigore ecco, per questa motivazione. Sono d'accordo con te perché mi è sembrato anch'io dalla tribuna che riprendevo, è un caso da Serie A, diciamo che i guardalinee... Probabilmente farebbero fatica anche in Serie A, secondo me, a Sì, valutarlo. sì, anche perché come hai visto, mi viene da fare una battuta, come hai visto tu guardalinee l'episodio appunto di Azzolini che quindi richiamando l'attenzione dell'arbitro per far ripetere questo rigore doveva essere bravo anche in occasione del primo
del primo episodio, quando c'è stata la gomitata volontaria presa da Sabatini. Quindi gli assistenti servono a quelli, perché non si può dare la colpa solamente all'arbitro. La terna arbitrale è fatta da 3 persone, in questo caso, in queste categorie si devono aiutare l'uno tra l'altro. Non è stato ben supportato anche il direttore di gara, perché poi secondo me era una partita che andava via liscio a livello di controllo. Per questo episodio qui si è nervosito ulteriormente, poi nel finale è arrivata anche un'espulsione, sono saltati un po' gli schemi da una parte e dall'altra e vi siete nervositi un po' tutti. Quindi diciamo che un arbitro che poteva avere 6, 6,5 in pagella è passato proprio in virtù di questo finale, di questo errore fatto con l'assistente, a un 4,5, perché purtroppo alla fine dobbiamo essere molto obiettivi per quanto riguarda le valutazioni. Ecco, tutto qui. Con te volevo vedere... Dica, Baldisseri, dica. Io forse non l'ho vista, ma sentendo i discorsi, adesso ai miei tempi un assistente non sbagliava mai, cioè i giocatori entravano o il portiere si muoveva, non è compito dell'assistente, perché l'arbitro è lì, perciò lui deve vedere cosa c'entra l'assistente a dire all'arbitro che si è mosso, questo non esiste, perché non è dovere del guardialigni. L'arbitro allora in quel momento dove guardava? Guardava in cielo, non guardava la partita, perciò l'errore del guardialigni veramente è inesistente, perché in quel caso il guardialigni non doveva intervenire, perché è il compito dell'arbitro. Mentre invece l'assistente ha sbagliato, lì era da vedere la gomitata, lì era compito del guardialigni. Se l'arbitro non l'ha visto doveva vedere il guardialigni, ma sul calcio di rigore l'assistente non doveva intervenire in nessun motivo. Guarda, su una cosa però ti do ragione, infatti l'arbitro, Luca, poi mi correggerai, quando ha battuto il primo rigore il Loreto, l'arbitro aveva segnalato appunto che andava bene così, quindi non aveva visto né i giocatori dei Gabicce entrare in area, perché poi alla fine i giocatori dei Gabicce e neanche del Loreto sono entrati in area. Il rigore è stato calciato, poi ripetuto, semplicemente perché da guardalinee numero 2 aveva saputo che Azzolini si fosse mosso prima, quindi ha fatto ripetere l'esecuzione del calcio di rigore, quindi dopo segnalazione dei guardalinee, perché sennò l'arbitro non aveva visto niente. È molto grave da parte dell'arbitro, perché l'arbitro in quel momento dove guardava? Non lo so, tu magari che sei un ex direttore di gara, incavolati con i tuoi amici delle Marche e fallo presente, poi tu... Però adesso io non voglio intervenire contro te, perché io ho fatto l'arbitro per 30 anni, però non c'è un regolamento che dice l'arbitro lì, il guardialigni può fare un segno convenzionale, quello sì, c'è rigore, c'è o non c'è, ma non che il portiere si muove o che entra un giocatore in aria è compito del guardialigni, è lì, è l'arbitro che deve decidere, mentre invece sono contrario, sono a favore quando sono gomitate, che lì il guardialigni e l'arbitro onestamente non hanno visto, allora secondo me devono stare a casa, perché se non vede il guardialigni, se non vede l'arbitro, dove guardavano in quella partita? Guardavano, non lo so, non guardavano la partita, ecco, questo fa. Non chiedono a me dove guardare, io non lo so. Comunque guardiamo il prossimo turno, intanto mi scrivono se sei una cabina telefonica, Renzo, adoro Fagioli, Gabicce Gradara Cantiano, Ilario Barbara Lorenzini Osimana, K Sport Montecchio, Atletico Mondolfo, Loreto Castelfidardo, Moia Vallesino, Olimpia Marzocca, Osimo Stazione, Portuale Ancona, Passatempese, Sassoferrato, Valfoglia Fermignanese, Villa San Martino Filotranese. Luca, come diceva Renzo, col Cantiano non sono ammesse repliche come con Loreto, bisogna assolutamente cercare i 3 punti, no? Sì, direi proprio di sì, perché appunto sappiamo che il Cantiano è una squadra che è un po' in difficoltà, ma come lo era il Loreto, ma io, come ho già detto, non dipende dalla squadra che abbiamo contro, a maggior ragione sì, col Cantiano, però noi dobbiamo semplicemente ritrovarci, qualsiasi sia la squadra che dobbiamo affrontare, dobbiamo essere noi stessi, giocare al meglio delle nostre possibilità, perché come ho già detto non temiamo nessuno e non dobbiamo temere nessuno, dobbiamo solamente ritrovarci e giocare al meglio. Renzo, ti faccio fare l'indovino 1x2, Ilario Barbara Lorenzini Osimana, che è la partita più importante secondo me di questo turno. Per riaprire il campionato darei 1, vittoria del Barbara, 1, diamo al Barbara, ok. Grandicelli ti ascolta, lo vogliamo salutare Renzo, io lo saluto perché poi vado ad accogliere Nicola Zoffoli, detto Taba, oppure terzo portato. Grandicelli è un grande amico, saluto Grandicelli e tutta la squadra del Gabicce Gradara, augurando loro un grande bocca al lupo. Luca, ciao Renzo.
Luca, anche tu sei suo amico. Io non so da dove nasce questa amicizia, però anche tu sei suo amico, Luca. Esatto, ma va bene così, va bene così. Va bene. Grazie ancora, Luca, grazie ancora. Grazie a voi. Buona serata. Ciao. No, Manuela, non ho capito la battuta prima non lo so. Allora, aspetta, fammi annunciare prima questo giocatore che lo stanno aspettando tantissimi ragazzi, lo vado a salutare perché sono anche un quarto d'ora che aspetta, che gli avevo detto alle 20:50, sono le 21 adesso. Ciao Nicola. Buonasera, ciao Daniele. Allora, come ti devo chiamare? Terzo colpaccio, come ti devo chiamare? Daniele, mi hanno disastrato ieri, sono tornato a casa disastrato, doccia fredda e disastrato. Ma adesso fra un po' mi parlerai della partita di ieri che avete vinto, e veramente una cosa importante. Spiego un attimo a Renzo, mi hanno detto che gli amici, tra l'altro di Nicola, che ti devo comprare uno smartphone, quindi un telefono nuovo per Natale, di ultima generazione, così possono vederti anche a te in videochiamata, e poi per farmi capire che te lo devo regalare mi hanno detto: ma Baldisseri da dove sta chiamando? Dalla cabina telefonica? No, io sto chiamando da casa, sono in poltrone. Hai rivelato il nostro segreto. No, adesso Baldisseri, voi non lo sapete, ricordo, lo racconto a te. Era un problema a inizio trasmissione, Renzo lo posso raccontare questo, perché non sapevamo come farlo intervenire, perché Renzo ha un telefono effettivamente di ultima generazione, però mi dice: io Daniele i social non li voglio utilizzare, per il sistema internet che utilizzeremo c'è bisogno dei social, allora facciamo così, che cosa inventiamo? Abbiamo inventato con la sua foto, stile arbitro vecchia maniera, il collegamento telefonico, e lui è bello seduto in poltrona, ogni tanto sgrida la moglie che apre la porta della sala per parlare un'ora, 2 ore di calcio. Poi a chi gli rompe le scatole durante queste 2 ore, anche se è la moglie, giusto Renzo? Giustissimo, tu lo sai che questa è la nostra passione. Va bene. Allora andiamo a vedere con te i risultati classifica e poi ti giuro che ti leggo tutti i messaggi che sono arrivati e poi ti faccio fare delle domande anche dal nostro Renzo. Questi sono i risultati, perché ieri per la prima volta in stagione la Stella ha perso. Atletico e Poggio Riccione 1-2, Bacchia Cesenatico Stella 3-2, Bellariva Virtus Polisportiva Sala 1-3, grande vittoria in esterna per quanto riguarda la vostra formazione. Borghigiana Morzano Calcio 1-4, la Borghigiana oggi ha salutato Magnani, ex attaccante anche del Verrucchio. Delfini Rimini Roncofreddo 2-1, Mondaino Perticara 2-0, San Lorenzo Villamarina 1-1. Le statistiche di questa giornata sono stati ben 24 i gol realizzati, le in casa 3, le vittorie fuori casa 3, i pareggi 1. La classifica: Stella al comando a più 10, il Mondaino a quota 33, il Mondaino 23, Delfini Rimini 22, Bacchia Cesenatico 21, Villamarina 21, Riccione 19 punti, Polisportiva Sala, eccoli qui, 18 punti, Roncofreddo 17, Bellariva 14, Morzano 13, San Lorenzo 12, Atletico Poggio 11, Verticale 5, Borghigiana 2 punti. Allora, prima di dare parola a Renzo per quanto riguarda questo campionato, Nicola, dimmi che partita è stata quella che ieri avete vinto appunto su un campo difficilissimo, perché io l'ultima volta li avevo presi proprio 2 settimane fa, quelli del Bellariva, una formazione molto fisica se non erro, no? Sì, è stata, Daniele, una partita molto molto tosta, soprattutto il primo tempo abbiamo preso un diluvio, un vento incredibile, è stata una partita molto molto fisica. Loro li conosciamo, sappiamo che comunque nel loro campo possono dar sempre fastidio e il campo nella nostra squadra non ci ha agevolato. Nel secondo tempo siamo riusciti a giocare un po' di più a pallone e anche grazie alle condizioni climatiche eravamo andati sotto per un episodio sull'1-0 e quando abbiamo fatto l'1-1 ti dico, Daniele, che lo sapevo che alla fine la vincevamo perché siamo stati massicci ieri. Posso dire che è stata una grande prestazione dei ragazzi e tanta roba. Siamo tornati veramente carichi, volevamo i 3 punti perché comunque abbiamo avuto un periodo nero nel quale guardavamo in basso. Mister lo sa cosa penso e sinceramente dobbiamo guardare in alto noi per quanto mi riguarda e le ultime prestazioni l'hanno dimostrato ampiamente. Allora, quello che mi è piaciuto un po', che ho notato soprattutto in alcune squadre che sto seguendo da qualche anno, come il Granata, lo stesso Perticara, anche voi, diciamo poche unità ma una vera famiglia, nel senso che pian piano state facendo riscoprire anche il calcio nella vostra realtà, un bel impianto, ricordiamo un impianto
validissimo, utilizzato anche qualche anno fa dalle nazionali per fare gli allenamenti. Allora ti chiedo, non ci ascolta il presidente, perché so che anche lui è molto scaramantico. Cosa manca al Sala per magari eguagliare quello che sta facendo il Granata, salire di categoria, alzare un attimino quell'asticella? Cosa manca secondo te? Ma noi sinceramente ti dico Daniele, quest'anno abbiamo cambiato molto all'interno della squadra, a partire dal mister, che abbiamo il nostro mister Nardi, che è entrato sinceramente in punta di piedi in un ambiente che non era facile, visto che era un gruppo comunque storico. Abbiamo perso qualche elemento importante e abbiamo trovato dei ragazzi, devo dire, che sono molto molto volenterosi, e abbiamo, ripeto, trascorso un periodo nero nel quale comunque gli allenamenti eravamo sempre tutti presenti. Abbiamo trovato dei ragazzi che si sono integrati benissimo, anche perché comunque il gruppo è fantastico, e da noi la cosa principale è il gruppo, dal presidente alla società, all'allenatore, a tutti noi, all'impianto che ci mettono a disposizione, come dicevi tu sempre, perché comunque il campo da calcio è uno spettacolo puro, giocarci la domenica. E noi facciamo partita per partita, Daniele, ti dico la verità, quest'anno è un pochettino di riforma, quindi abbiamo, come dicevo prima, cambiato molto. Per fare quel piccolo salto ci manca magari un po' di determinazione in più in alcune partite. Abbiamo perso qualche punto, mi viene in mente adesso Morzano, in primis, che abbiamo perso una partita secondo me incredibile, e qualche punto per strada che poteva darci qualche posizione in più in classifica. Le ultime 5 siamo rientrati in gara, molto molto bene, secondo me, abbiamo fatto comunque 11 punti, e è normale che è un campionato difficile, lo sappiamo, è la prima categoria, quest'anno ancora di più, secondo me, dopo i 2 anni di stop. Ogni squadra che incontri non è mai facile, tranne la Stella, che secondo me sta completamente ammazzando il campionato, dove noi li abbiamo incontrati in casa, abbiamo fatto anche una buona prestazione, però sono una squadra molto attrezzata. Secondo me noi là davanti possiamo starci, ti dico la verità, è normale che qualche errore lo possiamo fare, perché comunque siamo una squadra giovane, ripeto, i più vecchi, i più anziani siamo noi che abbiamo 30 anni, abbiamo perso qualche elemento, come il nostro capitano, perché io sto facendo il capitano, ma il nostro capitano Iaschini Simone, lo ricordo sempre, è fuori per infortunio da Perticale insieme a Velella. Giocatori comunque insieme a me che sono i più vecchi, che comunque possono dare una mano a livello di esperienza in alcune partite. E qualche cosa in più secondo me possiamo migliorare, ma ci stiamo levando le nostre soddisfazioni. Abbiamo attraversato quel periodo nero che non è stato facile, però secondo me siamo in carreggiata al momento. Allora, prima di dare la parola a Renzo, ti leggo un po' di messaggi che sono arrivati, tanta roba. Immagino. Di essere della maniera. Filippo Maggioli, comunque mi sarei aspettato la divisa ufficiale. Va bene. Rebecca Delia qui, grande messaggio questo, qui ti provoca. È un caso che questa sera Nicola Zoffoli venga intervistato proprio quando ci sono le premiazioni del pallone d'oro. Rebecca, tutti i miei colleghi. È stata perfetta qui Rebecca. Luca dice Zoffoli non ridere, che non serve, ecco. Ti vuole bene. Lui è l'unico che non vorrei salutare, mi ha dato... Filippo ti sgrida, ti potevi fare la barba. Poi Manuel dice vai Taba, e poi via tutti gli altri, finalmente Zoffoli ci dicono, eccolo qui. Ne ho fatti vedere tutti quanti, li ho passati durante questa diretta, e poi Matteo Fagioli che mi ricorda di regalare a Renzo uno smartphone perché si preoccupava della cabina telefonica. Grande Renzo, te lo regala Fagioli adesso, te lo regala Faggio. Allora Renzo, Nicola Zoffoli del Sala ti ascolta, se hai anche tu delle domande da fare nello specifico del Sala o su questo campionato di più categoria. Prego Renzo. Ciao Renzo, ciao. Ti voglio dire una cosa, il campionato di prima categoria è diviso in 3 tronconi. Uno è la Stella che ha vinto il campionato, per me è la favorita a 10 punti di vantaggio. Dopo ci sono 7 squadre in un raggio di 6 punti, vale a dire il Mondaino, il Delfina Rimini, il Bacchia, il Vela Marina, il Riccione, voi il Sala e il Roncofreddo. Perciò il campionato è apertissimo per il zona playoff, mentre invece l'altro troncone è il Bellarivo e il Morciano che dovranno lottare insieme all'Atletico Poggio per cercare Borghigiane per evitare il playoff. Diciamo
sei d'accordo che queste squadre voi ormai dovete lottare per il zona playoff, perché ci sono 3-4 squadre, anche di più, è una vera battaglia? Ma secondo me, Renzo, ci sono tantissime squadre organizzate, è normale che per fortuna eravamo finiti anche noi in quel vortice basso e non è mai bello. Adesso guardiamo in alto, come dicevo prima, ma la guerra è molto aperta, siamo tante squadre che ogni partita se la giocano a viso aperto. Ripeto, secondo me noi possiamo levarci tante soddisfazioni vedendo il gruppo che siamo. Abbiamo un allenatore che ci ha inquadrato subito, ci ha messo in riga, ci sta facendo lavorare, secondo me stiamo facendo molto bene, soprattutto nell'ultimo periodo. E è normale che in questi campionati qui, soprattutto nel discorso playoff, se la si gioca sia con la determinazione ma anche con un po' di fortuna. Speriamo di averne un po' e di riuscire a star lassù. Entriamo in una settimana secondo me molto delicata, una settimana che si prepara da sola, andiamo incontro a uno dei 2 derby di Cesenatico contro una delle 2 squadre, Bacchia e Villamarina, uno l'abbiamo già affrontata, chiudiamo il girone con un altro derby in casa, una squadra che conosciamo bene, conosciamo l'allenatore, visto che è il nostro ex allenatore, conosciamo le individualità, sappiamo che sarà una guerra, ma sarà anche questo uno scontro che noi siamo pronti, veniamo, ripeto, da tanto ottimismo e il gruppo è sempre stato unito. Poi per star lassù ci vuole, oltre che determinazione e bravura, ci vuole anche un po' di fortuna e speriamo di averla, Renzo, speriamo di averla. Hai qualche altra curiosità, Renzo? No, io volevo dire sempre all'amico che queste squadre, il Mondaino, i Delfini, per arrivare in zona playoff, qual è secondo te le più forti che possono lottare insieme al Sala per entrare? Perché, ripeto, 7 squadre di 6 punti, vuol dire che può giocare fino alla fine, che può lottare, ecco qua. Quale secondo te squadre che possono dar fastidio? Secondo te sono le più forti? Secondo me le squadre più forti, non mi nascondo da dirlo, tanto adesso mi prenderò qualche commento da casa, ma sono sicuramente il Villamarina e i Delfini, sono 2 squadre che a me piacciono molto, sinceramente le individualità alcune le conosco. Il Mondaino è un campo difficile in trasferta da loro, quindi molte volte è molto complicato andare a fare punti a Mondaino, molto molto complicato. Villamarina e Delfini sono 2 squadre secondo me molto organizzate, hanno delle individualità eccellenti, sia una che l'altra. Noi abbiamo pareggiato sia con una che con l'altra. Poi il Bacchia, ripeto, lo affrontiamo domenica, sappiamo già a cosa andremo incontro, è una squadra sicuramente pronta per questa categoria, per fare un salto in avanti. Per quanto mi riguarda sono queste un pochettino le squadre con le quali ci si può giocare qualcosa da davanti. Lo Stella ammazza e sta ammazzando completamente il campionato, ma era un'idea già dall'inizio, lo stanno solamente confermando, nulla da dire, hanno preso il primo stop domenica appunto contro il Bacchia, dopo solo vittorie, quindi... Comunque voi Nicola ci credete però? Noi ci crediamo sempre, il Presidente non mi ascolterà in questo momento, ma noi ci crediamo, io l'ho detto da subito, riconosco i ragazzi, sono lì a Sala da un po', so che cosa vuol dire stare a Sala e so che le ambizioni non sono di sicuro quelle di guardare in basso. È normale che quando ti trovi lì, dopo 4 sconfitte di fila, inizi a essere risucchiato verso quelle posizioni, purtroppo ti devi guardare anche in basso, devi cambiare a volte anche un po' il modo di giocare. Noi siamo una squadra che prova a giocare a pallone perché altrimenti fa veramente fatica a fare punti. Adesso, dopo queste 5 partite, spero che anche il Presidente e lo stesso mister guardi in alto. Poi ripeto, il campionato è sempre lungo, umiltà, senza troppe pretese, però qualche soddisfazione sono sicuro che ce la leviamo. L'importante è che il gruppo sia sempre unito, le nostre mangiate ce le facciamo, le nostre cavolate ce le facciamo, andiamo al bar, e quando vai al bar con i 3 punti è sempre più bello. Però guarda, ti ha ascoltato subito il Presidente perché ti ha scritto vai Tava, portaci in promozione. Sì, ma si sta toccando lui lo dice, ma lo dice così presto, vero? Matteo ci scrive, ma chi ti ha scritto il discorso? Va bene, rimaniamo bene Matteo. Il grande Nick, Antonio Velello, salutiamo anche Antonio. Ecco, lui deve tornare, questo è un altro che deve tornare, Antonio Velella. Anche Riciputi ti saluta, bravo, ti ricorda. E poi Emiliano Vitiello, che diplomazia, leader in campo. Nicola Zoppo. Ma perché devi sapere che io lavoro con Emiliano, quindi il lunedì è sempre un giorno difficile a volte.
ricordiamo Villamarina Emiliano che rappresenta come direttore sportivo il Villamarina e tu il Sala. Beh, che dire, sì, io ho visto un po' i numeri per quanto riguarda, seguendo anche il discorso di Renzo, un po' la risposta che davi tu a inizio di questo intervento in trasmissione. Devo dire sì, avete passato un po' un periodo buio, soprattutto nelle prime giornate di campionato, poi avete raddrizzato la situazione perché vedo che comunque avete sistemato anche le reti realizzate che sono di più rispetto a quelle subite, 17-13, 5 sono le vittorie in campionato. Poi altro dato statistico, visto che tu prima giustamente citavi la più forte del campionato che è la Stella ha 33 punti ma anche all'attivo 33 gol fatti, invece la miglior difesa è quella del Mondaino. È vero quello che tu dici, campo piccolo da loro, stretto, è difficile portare via punti, poi hanno anche una tifoseria, un gruppo di ragazzi che li segue, solo 9 gol incassati a parte del Mondaino, però questa è una mia scommessa già da qualche anno e l'avevo ribadito anche quest'estate, può essere la vera sorpresa tra le formazioni che tu indicavi prima, tra Delfini, Villamarina e appunto Stella, che la do già per scontato che possa vincere tranquillamente a occhi chiusi questo campionato, perché comunque una corazzata come lo è il Gambetto là in promozione. Una domanda alla Baldisserri: si riescono a trovare rispetto agli anni passati le motivazioni in questo campionato, perché è un campionato ridimensionato visto che sono minori le formazioni? Perché Renzo prima giustamente diceva tu ci credi ai playoff, però siete settimi su 14 squadre e la linea è così sottile che adesso, scongiuri a parte, ci mancherebbe altro, si può passare facilmente con una vittoria nei playoff e con una sconfitta direttamente nei playout. Non è facile giocare un campionato così, perché significa che non ti puoi permettere mai di sbagliare. Sì, l'abbiamo visto sulla nostra pelle, eravamo partiti molto bene all'inizio, tempo di incanalare qualche risultato negativo e in un secondo è un campionato molto molto stretto, soprattutto nella parte centrale della classifica. Ripeto, per fortuna là in basso hanno rallentato, quindi ci hanno dato ancora modo di respirare oltre ai nostri risultati. Normale che tu guardi la classifica e sei sempre lì nel mezzo, una classifica molto stretta. Qualche risultato positivo utile ti fa andare in alto, qualche risultato negativo ti fa in un secondo scivolare in basso. Quindi secondo me l'importante, abbiamo perso troppi punti in casa da noi, dove da noi deve passare proprio chi non ha più le unghie, quindi proprio regalare i punti in casa basta, ve ne abbiamo regalati anche troppi, e poi in trasferta siamo una squadra che comunque prova sempre a giocare a pallone, poi ripeto i campi difficili si trovano sempre, perché lo stesso Mondaino quando ci andremo noi li abbiamo affrontati in casa, sarà complicatissimo, siamo andati a Perticara dove abbiamo vinto comunque nei minuti finali soffrendo, sono tutti campi difficili, e lo stesso Riccione dove abbiamo giocato la domenica potevamo portare a casa 3 punti, abbiamo preso un buon pareggio, ma sono campi comunque complicati. Gli stimoli ci sono, è normale che negli ultimi anni siamo sempre arrivati lì per giocarci qualcosa nelle posizioni là davanti, la voglia è tanta, ripeto, ci vuole anche un po' di fortuna, oltre che determinazione e lavoro, ma quello, ripeto, non manca perché siamo un gruppo unito dalla A alla Z, dal primo all'ultimo, non ci sono mai problemi, siamo sempre uniti da chi gioca a chi non gioca. Ieri, ripeto, i cambi hanno fatto la differenza secondo me, perché comunque il gol del 2-1 l'ha fatto Savadori, che è entrato verso la fine, e il gol ed è nato da una palla comunque di Tommy, di Pagliarani, e quindi i cambi in questa categoria fanno la differenza, perché 5, 3, 4, 2 quelli che fai ti cambia la partita, lo fanno in Serie A, in queste categorie ancora di più. Noi ci giochiamo le nostre carte e poi vediamo cosa viene fuori, Daniele. Questo è il prossimo turno, ma l'avevi già anticipato tu con Renzo. La Polisportiva Sala sarà impegnata sul campo in casa propria contro il Bacchiacce Senatico, partita che tra l'altro riprenderemo con il nostro Giacomo Alpini. Tra l'altro, Nicolò, iniziate a prendere in giro un po' anche la coppia che si sta componendo per le vostre partite interne, Bartolini, vostro ufficio stampa, e Giacomo Alpini. Non si capisce chi sia peggio tra i due. Dai, vediamo un po' il tiro, dai. Allora, Ghigiana, Morciano Bellariva, Perticara Delfini, Polisportiva Sala Bacchia, Riccione San Lorenzo, Stella Atleti il Poggio, Villamarina Mondaino. Renzo, Villamarina Mondaino, chi vince? 1x o 2? Villamarina Mondaino, penso che vincerà il Villamarina. 1.
1. E un'altra partita, qui è un derby rizzonese, Rizzone-San Lorenzo. Vince il Rizzone 1. Nicola non ti ascolta. Quanto finisce Polisportiva Sala Bacchia Cesenatico, altro derby del Cesenate? E il Bacchia. Ok, Nicola non ti ha ascoltato. Va bene. Nicola, ti faccio quest'ultima domanda. Si è già parlato, mi verrebbe da dire in città da te, ma chiamiamola città Sala, derby Cesenate tra amici, vi siete un po' scambiati qualche battuta? Sì, dai, tanto alla fine, ripeto, come è stato il derby col Villamarina, che la cosa più importante è che sia un derby corretto, un derby bello da giocare, poi, ripeto, è il bello del calcio. Io in prima categoria ormai non dico che gioco solo per queste partite, ma quasi, perché è un piacere, ci conosciamo, siamo amici dentro e fuori dal campo e siamo molti di noi siamo cresciuti a Bacchia, quindi comunque grande rispetto per questa società e ripeto, spero solo che sia una bella partita, che ripeto, non ci faccia male nessuno e poi vediamo se ha ragione Renzo oppure no, non lo so, vedremo domenica. L'hanno già battezzato, Renzo, ti hanno detto che hai tirato una bella gufata al Milano. No, va bene Renzo, va bene Renzo, va bene così. Renzo, allora lo lasciamo andare a Nicola o vuoi salutarlo tu alla tua maniera? Renzo, te lo lascio salutare alla tua maniera, vai. Ciao auguroni, in bocca al lupo. Renzo, crepi il lupo, ciao. Grazie, ciao. Grazie Nicola e grazie anche a tutti i tuoi amici che ti hanno aspettato volentieri e ti hanno riempito di messaggi belli, perché comunque lo scherzo è bellissimo, soprattutto dimostrano che c'è un feeling particolare tra te e loro, e quindi complimenti davvero, e complimenti anche per il campionato che state facendo. Grazie Daniele. Non è facile. Faccio un saluto Daniele, faccio un saluto. Vai, se no mi menano, se no. Vai. Faccio un saluto alla mia paperina, a tutta la mia family e a tutto il gruppo Tecnocasa, compreso Emiliano, anche Emiliano comprendo, dai. Va bene, mettiamo anche Emiliano, va bene, salutiamo anche Forza Sala e ci vediamo domenica. Grazie ancora Nicola, grazie ancora, ti lasciamo andare, grazie ancora. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao. Ebbene, abbiamo conosciuto anche il nostro amico appunto Renzo del Sala, è una bellissima realtà, la loro, con tanti sacrifici stanno facendo calcio. Siamo in una zona del Cesenate dove c'è il Granata, il Bacchia, il Villamarina, lo stesso Sala, sono belle realtà. Allora Renzo, siamo in chiusura, ricordiamo semplicemente gli appuntamenti per la prossima settimana. Ci trovate sempre a partire dalle ore 19:15, un orario inusuale, lo sappiamo, ma cerchiamo di portarci avanti con il calcio dilettanti, quindi partiamo dalla Serie D seguendo il Rimini, Ravenna, il Forlì e la San Maurice attraverso la trasmissione Sport Up, poi tempo 45 minuti, quindi per l'esattezza dalle ore 20, partiamo con calcio di rigore occupandoci dei tornei dall'eccellenza fino ad arrivare alla prima categoria. Come avete visto è possibile interagire con noi durante la diretta scrivendo nella chat sottostante a questo video, oppure esiste un numero che passa sempre in sovraimpressione. Utilizziamo di solito WhatsApp, se anche durante la settimana ci volete far sapere qualcosa, comunicare qualcosa, potete scrivere insomma a questo numero. Non mi resta che innanzitutto salutarvi e ringraziarvi voi come spettatori, ma soprattutto chi mi ha assistito in questa diretta di calcio di rigore, salutando anche Giacomo Alpini e Roberto Dalti che non sono stati presenti in questa serata, ma i miei ringraziamenti vanno soprattutto a Renzo Baldisseri. Grazie Renzo di essere stato qui tra noi. Ciao e buonanotte a tutti. E noi ci rivediamo lunedì prossimo, sempre su questo canale, a partire dalle ore 19:15. Buona serata da Daniele Emanuele, grazie ancora. Ciao.
C'è un cuore che batte da oltre 20 anni in viale Regina Margherita a Miramare di Rimini. È il ristorante Pizzeria Franchi, dove la passione è al tuo servizio. Franchi offre qualità e prima scelta in un menù che varia attraverso la rivisitazione di piatti con l'intento di sorprendere il palato della clientela. Da primi piatti a base di carne e pesce a secondi creativi, con il pesce sempre protagonista. Infine la pizza made in Franchi con impasto fatto a mano con lenta lievitazione. La scoperta e la scelta delle migliori materie prime per continuare a stupire, perché il ristorante Pizzeria Franchi, la luce della bontà, non si spegne mai. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Il divertimento è il Mood in 70s a Cerasolo House, sulla superstrada di San Marino. In Valmarecchia il punto di ritrovo per pranzare e cenare si chiama Tanà. Tanà è il ristorante pizzeria che offre tante varietà di prelibatezze, da quelle nostrane a quelle più tradizionali, dai primi piatti ai secondi, con la carne vera protagonista. Per chi volesse invece gustare una buona pizza può scegliere tra 50 varietà. Vasta scelta anche di birre, le migliori birre artigianali, speciali e classiche in bottiglia e alla spina. Tanà durante la stagione è anche piscina, isola per bambini e soprattutto lago per pesca. Che aspetti? Vieni a trovarci. Ci trovi in località Borgnano di Talamello. Info allo 0541 921231. Tanà, sfida la tua voglia di bontà. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Romagna Sport primo dal 2001. La prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto.